Signori e signore, la più cordiale buonasera e benvenuti a questo posticipo domenicale del campionato di Serie 1 di hockey su pista. Siamo in collegamento diretto dalla Palasport Dorando Pietri di Correggio, in provincia di Reggio Emilia, dove tra pochi secondi si affronteranno la BDL Correggio e lo Stemma Bassano 54, due formazioni che sono classificate nelle ultime 4 posizioni della classifica del campionato di Serie 1, guidato dall'Amatori Lodi con 21 punti, il Bassano è con 7 punti all'11° posto, al 13° invece la BDL Correggio con 6 punti, quindi le due squadre divise da solo un punto che oggi si giocheranno probabilmente una delle tante battaglie dalla salvezza per uscire vincitori e cercare di uscire dalle sabbie mobili della parte bassa della classifica. Noi abbiamo sentito i due allenatori poco fa, pochi minuti prima della partita. Prima ascolteremo Pablo Giara e poi Gaetano Morozzini, rispettivamente allenatore del Correggio e dello Stemma Bassano. Pablo Giara, allenatore del BDL Correggio, arrivate 2 sconfitte, però ora un'altra sfida diretta dopo il Montebello, anche il Bassano. Sì, abbiamo la possibilità di rifarci in casa nostra contro una squadra che è in salute, perché comunque ha vinto mercoledì. Noi ci siamo allenati bene e per noi è una sfida a salvezza che è sicuramente da vincere. Abbiamo visto che c'è un gioco, c'è una grande velocità, soprattutto in attacco, manca forse qualcosa nell'organizzazione? Beh no, direi che stiamo peccando più che altro di inesperienza, quel pizzico di fortuna che magari fa la differenza, ma il gioco c'è, la squadra c'è. Gli ragazzi argentini stanno dando il loro contributo, il portiere anche, Mirko pure, insomma è una squadra giovane, diamole un pochino di tempo, secondo me possiamo venirne fuori. Hai parlato di 2 argentini che si sono, penso, inseriti benissimo in questo campionato, nonostante le difese di solito con l'Italia sono molto esigenti. Avete fatto qualcosa in più rispetto in questa settimana in cui avete potuto lavorare tutta la settimana? Beh, sicuramente abbiamo lavorato e i ragazzi argentini si sono inseriti perché hanno qualità, perché sono ragazzi buoni, insomma anche caratterialmente molto, molto disponibili, e quindi siamo una piccola famiglia, quindi sono dentro, siamo tutti insieme per l'obiettivo. Sul discorso della preparazione della gara è stato fatto un lavoro importante, sono guardati i video, insomma è stata preparata nei minimi dettagli per poter appunto lasciare i punti a casa. Grazie, in bocca al lupo Pablo. Gaetano Morozzini, allenatore dello Stemma Bassano Hockey 54. Oggi la partita contro il Correggio è una bellissima partita, ma voi arrivate a una bellissima partita contro il Sandrigo, una vittoria raccolta negli ultimi 5 minuti, ma è questo penso lo spirito per affrontare questa ennesima partita decisiva per voi. Sì, quest'anno il campionato è veramente equilibratissimo, soprattutto nella parte dalla metà in giù. Quindi tutte le partite sono degli scontri diretti difficili, importanti. Ho chiesto per la parte della settimana che abbiamo dedicato a preparare questa partita ai miei ragazzi di prenderla veramente come una finale scudetto, e il Correggio è una squadra che merita un grandissimo rispetto da parte nostra, e faremo di tutto per portare a casa dei punti importanti anche qua. Nella partita contro il Sandrigo abbiamo visto un attacco che finalmente ha preso le misure sotto porta, manca qualcosa ancora in difesa però. Sì, devo dire che anche in attacco abbiamo avuto tante occasioni e non le abbiamo concretizzate. Questo è l'hockey, chi ha, come dire, la qualità di fare bene le due fasi in attacco e in difesa porta a casa le partite. Ci è capitato per esempio con il Sandrigo di non riuscire a gestire al meglio il vantaggio per poi, come dire, andare in contropiede e avere delle occasioni più nitide. Abbiamo subito un gol che ha un po' complicato la partita. Ci abbiamo lavorato, abbiamo visto diversi pezzi di partita, abbiamo visto, insomma, stiamo lavorando, è un gruppo che sta crescendo, è una squadra totalmente nuova e quindi mi immagino che ci voglia un po' di tempo per come dire, affinare dei meccanismi in difesa e in attacco che portino frutti buoni.
Io sono abbastanza positivo, sono abbastanza convinto che questa squadra crescerà molto nei prossimi mesi. Grazie, in bocca al lupo. Prego. Abbiamo sentito i due allenatori che sono apparsi tutti e due molto positivi alla vigilia di questa sfida a salvezza tra Correggio e Bassano, ma ieri si sono giocate le gare dell'8ª giornata, le 6 gare in cui hanno visto dei risultati abbastanza inaspettati, nonché la vittoria, l'ennesima vittoria dell'Amatori Huascan Lodi sul Viareggio per 5-1. Poi un altro risultato che molto atteso era la vittoria, era la partita tra Follonica e Forte dei Marmi, è stata la vittoria dei campioni d'Italia per 6-2, e poi dei risultati quantomeno inattesi come il pareggio del Montebello a Valdagno e la vittoria soprattutto dell'ultimo Sarzana contro il secondo Breganze, uno dei risultati clamorosi dell'8ª giornata. E poi l'altro risultato interessante, il 3-2 dello Scandiano sul Monza, che ha permesso alla squadra di Crudele di salire in classifica, proprio come il Trissino che ha vinto in quel di Sandrigo per 8-5. Vediamo velocemente la classifica con Lodi a 21, Forte che è ritornato al secondo posto con Forte dei Marmi, e Forte dei Marmi con 15 punti, e a 13 il gruppone con Breganze, Trissino, Scandiano, Valdagno, un po' deluse in questa prima fase di campionato, e poi il Follonica, Sandrigo e Viareggio un altro step più in basso, quindi ci sono praticamente 7 squadre in 3 punti, che dà veramente l'equilibrio che si sta notando in questo campionato di Serie 1 in queste prime 8 giornate. Poi Sarzana a 8, Bassano a 7 e poi Montebello, Correggio e Monza a 6, ma tutto è pronto per la partita. Andiamo a vedere subito le formazioni che scenderanno in pista tra Correggio e Bassano in questo posticipo domenicale che inizierà tra pochissimi minuti, in leggero anticipo rispetto al normale alle 17:50. Andiamo a vedere quindi le due formazioni. Il Correggio schiera il numero 10 in porta, Cesc Campor, poi il quintetto formato da Peter Reimi, numero 99, Mirko Bertolucci, numero 85, mentre avanti due argentini, giovanissimi argentini, il 20enne Franco Posito e il 19enne Franco Seschin. A disposizione di coach Pablo Giara, Nicolas Barbieri, il numero 17, il numero 76 Gabriele Gavioli, il numero 5 Enrico Tucchiatti, anche capitano, il numero 96 Giorgio Maniero e il numero 39 Graziano Gasparini. Il Bassano invece schiera il vicentino Davide Pertegato, in difesa il catalano Crespo e l'altro bassanese Edoardo Pilati, e in attacco il catalano Orlisa e l'asturiano Candanedo. A disposizione per coach Marozzin anche Mattia Milani, numero 5, ma il numero 7 Mattia Baggio, il numero 13 Andrea Poli, il numero 23 Alessandro Tognolo e il numero 30 secondo portiere Davide Merlo. Queste due formazioni, due line-up che tra pochissimi secondi scenderanno in pista. Classica casacca rosso-blu-bianca per il Correggio in tenuta giallo fosforescente per il Bassano, che notoriamente è conosciuta come squadra dei colori giallo e rossi. Gli arbitri dell'incontro: in centro vediamo Alessandro Eccelsi di Novara, l'internazionale da tantissimi anni, e il breganzese Luis Hyde. Al tavolo cronometristi anche Andrea Davoli, un altro arbitro che fischia in Serie 1, e poi Riccardo Spaggiari come quarto arbitro. Tutto è pronto, ovviamente è una partita molto sentita da ambedue i lati, in quanto sono due formazioni forse più giovani, forse anche le meno esperte. Ricordiamo che il Correggio arriva dalla 2 sconfitte consecutive, come abbiamo ricordato nelle interviste, con Montebello, soprattutto l'ultima contro Montebello, 4-1 in casa dei Vicentini, una sconfitta piuttosto pesante per quanto riguarda il risultato, non per il gioco, in quanto le due squadre sono affrontate a viso aperto, con un quartetto in casa emiliana di soli 21 anni, l'età media, contro i 27 di quello bassanese, che arriva dalla bella vittoria che abbiamo visto qui in diretta su Media Sport Channel Sport TV solo 96 ore fa, mercoledì sera, dove la squadra di Marozzini si è imposta
per 4-3 contro il Sandrigo, su un convulso finale deciso da praticamente il deviazione volante di Cesar Candanedo, l'asturiano, che sta imponendo il suo ritmo a questa formazione dopo un avvio un po' di conoscenza di questo campionato, e quindi anche lui è uno dei più attesi insieme al capitano giallorosso Vittor Crespo. Mentre la novità per Bassano è Edoardo Pilati, è il giovane bassanese che arriva dalla Serie B, che sostituisce Davide Piroli, che ha subito un infortunio in settimana nelle sedute di finitura, e quindi non sarà nemmeno in panchina. Ci sarà Edo Pilati, un attaccante bassanese, mentre nessuna sorpresa in casa Correggio. Nel quintetto c'è Mirko Bertolucci, 47 anni, ma una storia, la storia dell'hockey su pista italiano. Primo possesso per il Bassano, ma viene sprecato la regola dei 5 secondi in difesa. Ricordiamo che nell'hockey su pista bisogna rispettare i 5 secondi, 10 secondi in fase difensiva di possesso palla e poi globalmente 45 secondi per tentare il tiro, proprio come nel basket. Ora il Correggio che prova la sortita avanzata con Seschin, si gira ma impatta su Pilati. Sarà quindi un tiro in diretto per Bassano, che quindi recupera il possesso iniziale. Deve ripetersi l'azione, è troppo veloce. L'abito Eccessi di Novara, come detto, uno dei fischietti più importanti dell'ultimo decennio in Italia, numerose le sue partite fischiate, tra cui finali di Eurolega e di Continental Cup recentemente. Ora Bassano che gestisce in centropista con Pilati, poi Candanedo tira la distanza, uno dei piatti della casa. Attenzione al break del Correggio che fallisce questo attacco, è un po' il leitmotiv del Correggio in questo inizio di campionato. Manca sempre qualcosa avuto in avanti per la squadra di Pablo Jara. Vediamo se riuscirà a trovare qualche sortita migliore, come abbiamo già visto in diverse occasioni, tra cui la vittoria di qualche settimana fa proprio in questa pista. Ora riparte ancora Correggio, le due squadre si stanno studiando in questi primi secondi del match. Ora Seschin è il miglior marcatore per la BDL Correggio, 6 gol all'attivo, ma il migliore marcatore della partita è proprio Victor Crespo, il catalano di Orame de Mar, che ha segnato ben 8 gol e che ha una statistica clamorosa sui tiri di rigore, ben il 67%, che insomma nello sport dell'hockey insomma è uno degli elementi fondamentali insieme ai tiri diretti, dove svetta proprio ancora il catalano. E intanto che fallisce la botta praticamente a portiere battuto, ma Pertigato in qualche maniera riesce a sventare nella ribattuta. Deve stare attento proprio Bassano in queste suriate degli emiliani, che potrebbero impensierire avuto Coemi, il talentino emiliano già in forza delle nazionali giovanili, che è pronto a sbocciare, anzi gli auguriamo di sbocciare il prima possibile, perché è uno di quei giocatori che vede molto bene la porta e a livello italiano non ne siamo sempre forniti. È arrivato vicino a me anche Marcello Bulgarelli, responsabile del settore tecnico della FIS, della Federazione Italiana Sport Lotteristici. Eccoci, ciao Stefano, buona serata a tutti i teleascoltatori. Scusate il ritardo, ma qualche problema tecnico sulle altre piste, speriamo di averli risolti tutti e di poter entrare in diretta in questa cronaca. Palo intanto di Mirko Bertolucci, altra azione velocissima del Correggio, una paratissima prima di Pertegato su Emi e poi il palo clamoroso, ancora più clamoroso di Mirko Bertolucci. Siamo solo a 2 minuti, ma abbiamo visto subito un Correggio che è entrato in pista sicuramente col miglior piglio, che insomma è ipotizzabile davanti ai propri tifosi, che sono corsi in un buon numero questa sera alla Pasquale Pietri, ma recupera la pallina Candanedo, disturbato dal ritorno di Emi, riparte ancora il Correggio in subita numerica, contrattacco Bertolucci per Posito, fuori. Abbiamo visto Marcello subito un ottimo Correggio in questi primi secondi, ovviamente la partita è lunghissima, ma è l'atteggiamento giusto. Sì, direi di sì, la partita l'ho vista anch'io ovviamente, anche se ero sostanzialmente al telefono, un inizio davvero con una gran marcia per la formazione di casa, che ha sprecato un paio di ottime occasioni. Ora ci prova Crespo
dalla parte opposta. C'è subito una ripartenza, una BDL che è partita a tutta birra, tra l'altro con Mirko Bertolucci in pista, e non era scontato visto che il giocatore era uscito alla fine del primo tempo nella parete di Montebello per un risentimento. Posito intanto un'altra conclusione, un'altra parata di Pertegato. Fino a questo momento decisamente meglio la formazione di casa, anche se siamo ancora sullo 0-0. Ora il Bassano si stringe davanti a Pertegato visto l'atteggiamento aggressivo della squadra di Chiara. Amy cerca di servire, Posito è alta, però ora è la Bassano con Lisa, Rock Lisa che recupera la sfera, chiamato anche il time out, Marosini nei primi 3 minuti, quindi un po' di preoccupazione. Intanto Lisa, tiro accompagnato sopra la traversa, primo tentativo del talentino catalano di 22 anni, quindi time out al 3,52 di Gaetano Marozin, una scelta quasi obbligata visto l'inizio un po' faticoso per la sua squadra. Sì, decisamente un inizio qualche problema tecnico sulle altre piste, speriamo. Bassano con la formazione correggese che è partita decisamente meglio nel corso di questo primo tempo, però attenzione perché il Bassano ha giocatori, ovviamente 3 minuti non dicono niente nel corso di una partita. Abbiamo visto subito al primo tentativo Rock Lisa essere particolarmente pericoloso, tra l'altro giocatore molto talentuoso questo nella formazione del Bassano, che ha pescato secondo me molto bene sia con lui che con Cantanero, che è un giocatore che dà i ritmi giusti a questa partita e al Bassano in generale. Sì, come ricordavi Lisa, 5 gol all'attivo contro gli 8 di Crespo, ma ha segnato questi 5 gol con un livello tasso tecnico veramente importante per questo campionato, che è sempre alla ricerca di grandi attaccanti e di grandi numeri, visto che il gioco italiano è conosciuto per le ottime difese e per gli ottimi portieri. Mirko Bertolucci sono alla carica, cerca di portare avanti la propria formazione, tiro di Posito dalla distanza, impatta sul pattino dell'avversario, recupera prontamente Amy che cerca qualche buco, cerca anche il passaggio al compagno, riesce il Bassano a bloccare questo contrattacco, anzi tenta a sua volta il contrattacco con Crespo che trova Pilati che non riesce a deviare in rete, ancora Pilati per Candanedo e poi Rock Lisa. Ancora il Bassano che gestisce con più calma, che poi mette Gaetano Marozin ha chiesto calma e tranquillità dopo l'inizio affannoso. Ancora Crespo che si libera velocemente, Crespo, tiro, parata di Campor, entrambi catalani, ma bellissima parata prima parata del portiere della BDL, Lisa. Ancora imposta il Bassano, ancora un altro possesso, altri 45 secondi, Candanedo dalla distanza impatta sulla bastone di Mirko Bertolucci, sarà quindi un tiro in diretto proprio per i vicentini. 4,55, è stato fermo sempre sullo 0-0, ricordiamo sempre il palo al secondo minuto di Mirko Bertolucci. Ancora il Bassano, tiro in diretto Lisa per Candanedo. Ovviamente il Bassano è orfano di Davide Piroli, un'assenza piuttosto importante in quanto è sempre partito nei 5 iniziali fin qui in questo campionato, in queste prime 7 partite. Ovviamente un argine difensivo che potrebbe essere alla lunga un valore in meno per questo Bassano. Sì, sicuramente una rotazione di qualità in meno, anzi non una rotazione, in questo caso un titolare, perché generalmente Piroli parte nei 5, tra l'altro unico ex correggese in casa Bassano, mentre Barbieri è l'unico ex bassanese. Attenzione ora con questa pallina recuperata e tentativo da parte della BDL, non aggancia Posito in questa occasione sul passaggio di Peter Amy. Io la metterei anche questa tra le occasioni sprecate, perché aveva ingenuamente perso la pallina il Bassano con Crespo che aveva tentato l'ennesimo tiro dalla distanza. La BDL non è riuscita a trovare la deviazione, poi ancora pallina lì, questa volta Pertegato senza problemi. Sì, probabilmente Amy non si aspettava questa pallina, si è allargato un po' troppo, il portiere Pertegato è riuscito a bloccarla, poi ha cercato anche il tap-in, ma è arrivato a rimorchio Posito che forse disturbato dal difensore, che vediamo non è riuscito a impattare, forse non ha controllato bene, però è stata un'occasione d'oro. Su queste occasioni, queste partite sono degli episodi importanti che possono anche spostare il lago della bilancia in una sfida equilibrata come ci aspettiamo in questa partita. Crespo contro Posito, ovviamente Crespo ha la sua grande esperienza, ci prova ora Bassano, avere libero Pilati, non riesce a servirlo Rock Lisa, riparte ancora Correggio, tiro angolato di Seskin ma para con la spalla Pertegato, un su e giù velocissimo, dall'altra parte Lisa impatta su Campor. Per ora i due portieri fanno la parte del leone, ma
senza dubbio bisogna stare attenti soprattutto in casa Correggio, perché sono state diverse occasioni in questo inizio di gara, il Bassano di rimessa, ma sta rischiando molto la squadra di Gaetano Marozzin in questo avvio. Ancora Apposito che cerca un passaggio ma è disturbato dall'alta difesa di Candanedo, quindi ha cambiato atteggiamento di Marozzin dopo l'avvio un po' passivo. C'è un po' di blocchi, non viene chiamato il fallo. Ancora Apposito cerca il giro porta, viene bloccato da Crespo, è il fallo di squadra numero 1 per la BDL. In attacco esce Pilati, entra Milani, primo cambio in casa Bassano, entra Mattia Milani, ex Vercelli, 21 anni, proprio bassanesi, nasce 2 gol all'attivo in questo campionato. Tra l'altro fatti nelle ultime partite, perché è un giocatore che sta crescendo parecchio, sta guadagnando minuti nella squadra di Marozzin, giocatore pericolosissimo soprattutto nelle palline che rimangono davanti al portiere, perché è veramente un rapinatore da area di rigore. Ora il Bassano che prova a venire in avanti con 2 giocatori che non si capiscono, alla fine è Crespo che smista le palline, poi Cantanedo da questi a Milani che tocca la sua prima pallina, di nuovo Crespo, ancora l'altro catalano, prova ora in penetrazione la formazione del Bassano, ne esce invece un contropiede per la BDL, va subito contro Pertegato Sescin, nulla di fatto, recupera ancora il Bassano. Entra Zucchiatti intanto nella partita al posto di Posito, se non sbaglio, primo cambio anche in casa BDL. Milani per Candanedo, sono anche i tifosi bassanesi qui al Palasport Orlando Pietri, nonostante anche la presenza dei tifosi locali questo domenica praticamente autunnale qui al Palasport Orlando Pietri. Questo posticipo sempre 0-0 il risultato dopo 7 minuti. C'è una pallina che doveva essere giocata nell'angolo alto della porta difesa da Sescampor. C'è alla battuta Rock Lisa, serve Crespo, impatta sulla barriera che anche se non era disposta a 3 metri regolamentari. Riparte il Correggio con Bertolucci, poi Seschin, ancora Mirko che è stata una carriera in attacco, ora si presta anche in fase di regia a cercare di dettare il ritmo di questi giovani ragazzi emiliani, disturbato affalosamente da Lisa. Il primo fallo di squadra anche per lo Stema. Abbiamo visto, come ho detto, Mirko è sempre una icona del nostro sport che parte da dietro e cerca di dare ritmo. Sì, è l'unico giocatore nella BDL che riesce a imprimere il cambio di ritmo alla squadra fino a questo momento, e questo è un po' il limite della BDL, perché comunque è sempre un giocatore di 47 anni, ora ci prova, quasi 48, ora ci prova con un tiro accompagnato che sta diventando sua specialità. Attenzione dalla parte opposta, bellissimo il fraseggio, non era pronto però in questo caso alla conclusione Candanedo che si è fatto anticipare, ma è andato veramente vicinissimo al gol il Bassano. Sì, un fraseggio molto veloce, quasi un triangolo richiesto proprio dal giocatore che aveva possesso la palla. Certo è mancato l'ultimo passaggio, ma se arrivava a quel passaggio ovviamente andava sicuramente in gol, perché era francamente 1000 all'ora. Ancora Crespo per Candanedo, dopo il time out ha cambiato un po' l'atteggiamento dello Stema. Ora il Correggio deve rimanere in difesa, cercare di fermare le sortite veloci dei vicentini. Altro cambio, esce Amy ed entra Giorgio Maniero, un altro giocatore emiliano, 23 anni, rientrato a Correggio dopo l'esperienza Scandiano, ma Seschin riesce a recuperare questa pallina vagante, ma deve reimpostare, non c'era nessun compagno al centro. Ancora Mirko Bertolucci a cercare Maniero in centro area, ma serve esternamente da Enrico Zucchiatti, il capitano della BDL, uno dei giocatori più usati in questa prima fase di campionato. Mirko Bertolucci al centro, cerca Maniero di impensierire Pertegato nella ribattuta, era pronto anche Zucchiatti e proprio lui ci prova. Altra parata di Davide Pertegato, fallo di Candanedo, troppo energico in balaustra, quindi un colpo in balaustra per Sesà Candanedo, cartellino blu, un colpo non so se è voluto o meno, volete uno scontro, quindi anzi viene chiamato anche lo staff medico per questo fallo su Giorgio Maniero, anzi no scusate, su Zucchiatti, che è ancora fermo a terra sulla balaustra. Un colpo
in balaustra su una fase piuttosto convulsa in difesa bassanese. Quindi 2 minuti di penalità per Sessa Candanello, il 75, lo statuario asturiano, e quindi regalerà un tiro diretto a BDL Correggio. Esce sotto gli applausi del pubblico Enrico Zucchiati, che è arrivato qui in terra emiliana da Pordenone all'età di 15 anni. E adesso vedremo se Correggio migliora la sua statistica di 4 su 17 sui tiri piazzati, che se non è la peggiore del campionato poco ci manca. Certo, Mirko Bertolucci è il miglior score sui tiri diretti, che è il 33%, come ricordavi te, ovviamente una statistica che dovrebbe essere forse a fine campionato, non a inizio campionato. Vedremo se Seskin, che è già abituato a grandissimi gol sui tiri da fermo, vedremo se riuscirà a impattare e riuscirà a sbloccare questo 0-0 dopo 9 minuti e 23. Franco Seskin da San Juan contro Davide Pertegato da Valdagno. Ancora Seskin, cerca l'alza e schiaccia, ma deve essere ripetuto il tiro diretto perché si era spostato più velocemente. Andiamo a rivedere il portiere vicentino, proprio qui vediamo il replay grazie alla regia, il Correggio di Alessio, che riesce a farci vedere questo movimento errato. Quindi si dovrà ripetere, entra chi a battere Mirko Bertolucci, quindi non va a ripetere il tiro Franco Seskin, sarà il decano Mirko Bertolucci a cercare di sorprendere il portiere vicentino. Mirko Bertolucci al tiro, cerca anzi la sortita, ma riesce comunque a parare, troppo lenta la manovra del Viareggino e Pertegato sventa, ma ci saranno quindi 2 minuti di superiorità numerica per la BDL Correggio ed è entrato proprio per l'occasione anche Nicolas Barbieri, quindi per praticamente il Correggio già 3 cambi nella propria partita, un cambio solo per Bassano. Ora fraseggiano in difesa Barbieri e Bertolucci, davanti Seskin e Maniero, un quartetto piuttosto solido in campo. Bertolucci però perde la sfera, Crespo tenta il break, Severano comunque serve questo break per far passare i secondi in questi 2 minuti di penalità. Barbieri imposta per Seskin, in attacco c'è Maniero che naturalmente è un difensore. Barbieri cerca Mirko Bertolucci che sarà anche centrato, fatica però a velocizzare la BDL in questa superiorità numerica. 10 minuti alla fine, 0-0, Barbieri per Seskin e quindi Mirko Bertolucci. Bassano è più dinamico e quindi sventa questa inferiorità numerica. Marcello deve velocizzare un po' più la manovra, il Correggio se vuole impedire una buona difesa del Bassano. E questo è il problema che Correggio si porta dietro praticamente dalla prima giornata, vale a dire una quantità impressionante di errori dal dischetto, da entrambi i dischetti, e successivi power play giocati troppo lentamente senza riuscire mai a dare quel cambio di ritmo necessario per trovare il gol. In questo caso ci va molto vicino Maniero, ma era estremamente angolato. Ultimi tentativi perché mancano meno di 30 secondi alla fine del power play, occasione per Seskin che però Cincisca trova, poi arriva Bertolucci ancora da posizione centrale, non riesce a trovare la via del gol la formazione correggese. Forse c'è ancora un'occasione per la BDL, ci prova Barbieri, deviato, e alla fine c'è il fallo di Barbieri. Ormai dovremmo essere sostanzialmente anche alla fine del power play, il nostro cronometro è leggermente indietro, infatti rientra il quarto uomo per il Bassano, quindi si salva anche questa volta la formazione ospite. Quindi risultato fermo all'11° sullo 0-0, rientra Edoardo Pilati, quindi Milani, Pilati e Lisa e Crespo in questa metà del primo tempo. Ancora il Correggio ora ha impostato un atteggiamento diverso in difesa, probabilmente dopo però il rigore fischiato l'arbitro Haid di Breganze, sotterramento di Edoardo Pilati in area. Andiamo a rivedere velocemente il replay perché è uno di quei episodi che potremmo decidere la partita, ho voluto sbloccarla e c'è il gancio al giocatore bassanese. C'era anche la trattenuta della maglia a un altro giocatore da parte di Barbieri, quindi assolutamente ineccepibile il tiro di rigore. Ora è Crespo che si porta sul dischetto per la battuta, vedremo se lui invece sarà più preciso rispetto ai giocatori del Correggio che hanno sbagliato 2 tiri diretti. Crespo ha un 67% dal tiro di rigore, ben 75% su tiro diretto, è tutto pronto.
paratissima di Sescampor con probabilmente la gamba sinistra, e quindi rimane sullo 0-0, tiro a distanza di Pilati e poi ripartire quindi la BDL Correggio, quindi altra opportunità non sfruttata in questo caso dal Bassano dopo il tiro diretto non trasformato da Mirko Bertolucci, quindi parità anche sui tiri da fermo non realizzati. Rischia di diventare la partita delle occasioni perdute questa, perché stanno sbagliando davvero tanto, il Correggio ovviamente di più in zona offensiva. Ora ci riprova Bertolucci che si infila, viene fermato regolarmente, dice l'arbitro, attenzione da parte opposta, Crespo Oliva, questo era meno regolare di sicuro. Stiamo vedendo un arbitraggio diciamo molto all'inglese se fossimo nel calcio, errore di Maniero ora che regala la pallina a Pilati per il nuovo break del Bassano. Pilati ci prova, alza e schiaccia, cerca di sorprendere Campor che in qualche maniera riesce a deviare, carica i suoi per questa parata, c'era andato vicino però Pilati questa invenzione. Secondo me più che a caricarli li insulta, però può essere. Ecco per ancora la sfera Pilati per Elisa, ancora Campor decisivo, parato la pallina dal connazionale Lisa, due occasionissime per Bassano al 13:04, chiama il time out Pablo Giara perché ha visto qualche crepatura nella difesa emiliana e quindi dopo un inizio fulminante del Correggio il Bassano col passare dei minuti ha alzato il baricentro e ha impensierito non poco la difesa emiliana. Certo fa pensare però che questo giocatore Edoardo Pilati arriva dalla Serie B e ha già procurato un rigore e un alza e schiaccia dietro porta, insomma è un giocatore che probabilmente vuole farsi vedere farsi notare anche nel campo di Serie 1 in modo da poter rientrare nel cosiddetto pacchetto dei 10 della Serie 1. In effetti ha sorpreso anche me il fatto che fosse stato inserito immediatamente nel quintetto di partenza, perché passare dalla Serie B ai 5 titolari è un bel passaggio rispetto a tutti i compagni di squadra. Indubbiamente sta giocando un'ottima partita, una partita di buon livello in un Bassano che sta facendo fatica se vogliamo di più a costruire rispetto alla BDL, ma il risultato premia di fatto la formazione ospite, perché la squadra di Pablo Iara e Mirko Bertolucci sta sbagliando troppo nel corso di questa partita e ora vedremo cosa succederà con Mirko Bertolucci che rimane in panchina, quindi Posito e Sescin in attacco, Barbieri, Zucchiatti in difesa. Questo era il quintetto di partenza della prima gara di quella vinta contro il Follonica, poi progressivamente Barbieri e Zucchiatti hanno iniziato a subentrare nel corso della partita. Abbastanza normale che a questo punto del primo tempo la BDL abbia già usato 7 degli 8 esterni, succede sempre. Esattamente, la gestione della panchina è primaria in casa Giara e coadiuvato da Mirko Bertolucci in pista. Ora proprio il giocatore argentino serve Barbieri che era vicino a tentare il tiro, prova a impensierire Pertegato con un'azione ravvicinata, bravo Pertegato sul primo palo a dire no al giocatore emiliano Nicolas Barbieri numero 17. Però intanto nel time out precedente è entrato anche in pista Milani al posto di Lisa, quindi cambio in attacco per Gaetano Manozin. Crespo sempre in pista, serve Pilati, quindi Candanedo. Ovviamente questa formazione correggese è molto più dinamica rispetto a quella precedente, ma c'è il gol! Ma che gol di Vittor Crespo con un tiro micidiale sotto il 7, in cui il campo probabilmente è stato anche bloccato dalla visuale da qualche difensore, ma che gol ha fatto in velocità Crespo. Campor non ci arriva, si arrabbia, non so se è stato probabilmente no, non credo che ci sia stata deviazione. No, ma neanche visuale bloccata da Barbieri, ovviamente un gol che non si aspettava il portierone catalano. Quindi 1-0 al 13:50 del Bassano a mettere la zampa avanti, capitalizzando così un'ottima fase di gara di circa 10 minuti in cui ha premuto sull'acceleratore dopo l'inizio fulminata della BDL. Ora ci prova ancora con Barbieri e poi Posito, come dicevamo è la squadra più giovane che può schierare
coach Giara, però in questo caso un errore in difesa, ovviamente una mancata copertura, Marcello, in questa frangetta di questo gol del Bassano. Siamo in Serie 1, succede abbastanza spesso che se ti sbagli gli avversari ti puniscono, perché la differenza sostanziale tra la prima e la seconda divisione è questa. In Serie 2 ti puoi permettere, una squadra forte si può permettere anche diversi errori nel corso della partita, perché magari l'avversario non capitalizza. In Serie 1 questo capita molto di rado, se tu lasci spazio a giocatori, a quelli che fanno la differenza, e Crespo è senz'altro uno di questi, è l'elemento più significativo, non solo il capitano del Bassano, ti punisce, si mette nelle migliori condizioni per favorire la sua squadra, e questo ha fatto giustamente. Attenzione ora a un altro inserimento, c'è un tocco di pattino da parte di Zucchiatti, si riprenderà con una punizione per il Bassano che ha però soltanto 3 secondi per andare alla conclusione prima del gioco passivo, e cioè della scadenza dei 45 secondi di gioco. Ovviamente la BDL, una delle due neopromosse insieme al Montebello in questo campionato di Serie 1 2019-2020, ora ci prova a Bassano in questa punizione in diretta. Pilati non riesce a concludere, quindi può ripartire la neopromossa con l'argentino Posito, ma viene fermato da Milani, molto attivo il giocatore numero 5. Barbieri cerca di velocizzare, ma viene fermato dalla difesa bassanese, che si è alzata dopo quel time out, dopo 3 minuti di Marozin, e non ha permesso praticamente più nulla al Correggio, se non delle conclusioni ravvicinate, qui buon Pertegato ha detto no. Zucchiatti in posta, cerca il taglio di Posito, ma viene fermato fisicamente da Milani. Ancora Seschin per la deviazione di Zucchiatti, ma arriva ancora la parata di Pertegato. Crespo spazza via un po' troppo frettolosamente, quindi può ripartire nuovo possesso per la BDL, che deve farsi un po' forza per cercare di entrare nelle maglie bassanesi. Si porta avanti però con il pattino alla pallina, niente da fare. Siamo al 15esimo, 1-0 per Bassano. Un nuovo cambio per i giallorossi, oggi tenuta giallo fosforescente nera, ed entra di nuovo Rocco Elisa al posto di Milani, quindi cambio di qualche minuto per l'attaccante catalano. Prova Cantanedo, impatta su Zucchiatti spara avanti per Posito, serve Seschin dietro l'area, viene atterrato, non c'è fallo, recupera ancora la sfera Pilati per Lisa. Un match che non risparmia proprio un secondo di pausa, un su e giù quasi sull'ottovolante. Sì, credo anche un vai e vieni dettato anche dalla imprecisione delle impostazioni di gioco delle due squadre, che stanno commettendo moltissimi errori. In particolare la BDL ha i giocatori senza palla che si muovono davvero con estrema lentezza, e questo è ovviamente un problema, perché il giocatore con la pallina non sa generalmente che cosa fare. Ora un altro passaggio sbagliato di Posito, e ne ha già sbagliati almeno 4 di questi passaggi. Ora Zucchiatti deve liberare entro 5 secondi, ce la fa dando proprio a Posito, che è subito attaccato da Victor Crespo, che gli ruba la pallina, va anche a prendersi il fallo Posito, che poi però sbaglia il rilancio. Per fortuna che Luis Said ritiene impreciso il punto di battuta e quindi restituisce la pallina alla BDL, dove è rientrato Mirko Bertolucci al posto di Seschin. Sì, proprio questo che manca dopo un avvio molto buono, è mancata un po' la velocità in attacco. Ora con Mirko si cercherà di ancora più velocizzare l'azione, ma sbaglia però il passaggio proprio su Mirko. Lisa però sbaglia un regalo del BDL, bravo Campora in questo caso a neutralizzare. Ci prova Barbieri, che certo non è un attaccante, ma ci prova dal limite dell'area. Ancora però Posito, impatto su Pertegato, c'era forse libero al centro. Barbieri ha preferito il tiro magari centrato su Pertegato, cercare probabilmente un buco che aveva visto. Sì, era chiuso il passaggio però su Barbieri, sì. Sarebbe stato abbastanza avventato andare al passaggio. Intanto c'è l'anticipo da parte di Crespo, che regala palla alla BDL con Posito sulla pallina. Di fianco a lui c'è Bertolucci, in mezzo all'area Barbieri, più distante invece Zucchiatti. Vediamo cosa fa Bertolucci, prova a sfruttare il blocco di Barbieri, lascia poi la pallina, la conclusione fuori bersaglio. Buona l'idea, però almeno questa volta una cosa sicuramente preparata. Ancora Barbieri ci prova dall'altra parte, ma Milani gli si pone davanti. Ancora il numero 17, si scontrano Bertolucci e Barbieri. Alla fine la pallina rimane a Bertolucci, che la controlla in qualche modo, poi forse c'era anche un tocco di pattino in questo caso. Tutto buono per gli arbitri. Attenzione alla parata di Campor, e alla parte opposta ancora Bertolucci, c'è Zucchiatti libero, Bertolucci si accentra, si gira, la conclusione fuori bersaglio. Posito.
Ancora lui che gestisce dietro porta, serve ancora Mirko da lontano, ovviamente si è un po' disunito ora Bassano in difesa e Correggio ha cercato di velocizzare, quindi giocare qualche pertugio, ci aveva provato Mirko Bertolucci a servire al centro un suo compagno, ma come hai detto te è stato interrotto dal pattini probabilmente involontari di Mattia Milani. Esce la pallina sul fraseggio di Barbieri e c'è anche il time out numero 2 per la BDL Correggio al 18:30. È uscito intanto nel frattempo anche Pilati, è rientrato Milani, mentre in casa Correggio non ci sembra nessun cambio dopo il cambio veloce in volante di Mirko Bertolucci. Ovviamente, come vediamo qui negli highlights di questo primo tempo, il Bassano è uscito dalla distanza e sta cercando di gestire, però la BDL è sempre con l'acceleratore pigiato, anche se ovviamente, come hai detto te poco anzi, manca di giustezza e soprattutto nell'ultimo passaggio sbaglia quei passaggi decisivi per arrivare al gol. Sì, manca la lucidità davanti a porta ed è il problema che la BDL, la squadra di Iara e Bertolucci, si porta dietro dall'inizio, perché di occasioni ne ha avute tantissime. Escludiamo se vogliamo la partita con il Breganze e la partita con il Montebello, che sono state due gare giocate veramente molto male dalla formazione correggese. In tutte le altre occasioni la formazione della BDL deve prima di tutto ricriminare sui propri errori, sulle occasioni sprecate, e se facciamo l'analisi di questo primo tempo è così anche oggi, perché nei primi 7-8 minuti di gioco la squadra correggese ha avuto senz'altro più occasioni rispetto al Bassano, alcune anche clamorose, penso a quella sbagliata da Peter Amy, se non ai due tiri diretti, che sarebbero uno solo da un punto di vista statistico, ma di fatto vanno contati i doppi, perché prima Sescin e poi Bertolucci non sono riusciti a superare Pertegato. Intanto si ricomincia per questi 6 minuti e 26 secondi che mancano alla fine del primo tempo, con la BDL che deve recuperare una rete. Lisa riesce a recuperare la sfera sull'angolo, non riesce a seguire il compagno, quindi deve reimpostare Candanedo, tiro a distanza ma impatta su il pattini di Mirko Bertolucci. Come detto, il BDL non ha giocato male in difesa, è mancato qualcosa in attacco, ora ci prova Posito a cercare di sbloccare i suoi, ma sul primo palo non può fare altro che impattare sulla rete esterna. Riparte Bassano a testa bassa con Crespo, Candanedo e poi Milani, e poi il centro, c'è ancora Crespo, c'è ancora lui, Vittor Crespo, bellissima azione corroborante in attacco, in 3 passaggi Bassano è arrivato al gol. Al centro è arrivato Crespo, che rivediamo subito il replay con il bellissimo fraseggio, il taglio di Crespo che riesce a entrare in quelle maglie della BDL che ci sembravano ben organizzate, è entrato e ha deviato al gol per il 2-0 del Bassano al 19:10. E qui mancava un uomo, era il numero 17 Barbieri, che era caduto dietro la porta avversaria. Il tempo che ha impiegato per alzarsi e per andare a riprendere la posizione è stato sufficiente, più che sufficiente al Bassano, per andare al contropiede 4 contro 3, perfetto, perché la difesa si è aperta. Magari rivediamo il gol da entrambe le angolazioni, anche dalla telecamera bassa, perché si vede molto bene il movimento errato dei difensori che si aprono e lasciano Crespo da solo, non lo marca sostanzialmente nessuno, e Crespo ci mette un attimo a trovare la via del gol e a mettere dentro il gol del 2-0. Bassano che si trova sul 2-0 avendo tirato in porta 4 volte, poco di più, avendo sfruttato al meglio le opportunità e i regali della difesa della BDL, pochi se vogliamo, ma assolutamente rilevanti. Ancor più rilevanti ovviamente gli errori commessi in fase offensiva, che adesso si pagano e pesano. Come ricordava Mauro Zin nell'intervista pre-gara, era questo quello che voleva il tecnico vicentino, cioè aumentare l'efficienza sotto rete, nonostante la produzione molto alta di azioni. Certo, questo non è ovviamente la speranza di tutti gli allenatori. Certo che Bassano, dopo quella partita contro Sandrigo di poche ore fa, di mercoledì sera, ha cambiato la faccia in attacco. Ora ci prova Lisa con l'azione personale, impatta su Campor, e ripetiamo, da quella partita contro Sandrigo vinta negli ultimi 5 minuti ha un po' cambiato probabilmente la mentalità ai bassanesi, che avevano iniziato il campionato un po' contratti anche con i nuovi arrivi, e quindi l'integrazione di tutta la squadra sta portando ora a questo 2-0 che
mi pare mio, è abbastanza meritato, in quanto l'efficienza sotto rete è stata maggiore, certo che le occasioni più ghiotte, poi l'ha viste la BDL Correggio. Ma fare gol nello sport è l'unica cosa che conta, tutto il resto sono dettagli, statistiche e cose che servono a noi per raccontare la partita. Esattamente, Candanedo ancora per Crespo, ora il Correggio non riesce più a recuperare la sfera in questa fase. Candanedo, 30 secondi per arrivare al tiro, Crespo per Lisa, troppo passivo ora in questo caso la BDL che cerca di non subirne un altro. Ancora Lisa servito da Candanedo, Emi non riesce a fermarlo, intanto è entrato il talento numero 99, scuola emiliana. 4 minuti e 20 alla fine, 2-0 Bassano, 2 gol firmati da Vittor Crespo, capitano dello Stema, proprio lui a impostare, cerca il cambio di passo, non riesce a superare Mirko, riparte, Posito cerca il numero, deve però smettere di tirare e cercare il giro porta, niente da fare, troppo lenta l'azione del Sanguanino. Fallo di squadra correggese in questo frangetta, il quarto fallo di squadra contro uno dei bassanesi. Questa azione appena conclusa è l'emblema di questa partita, una pallina parata da Campor, rimasta lì, 4 difensori della BDL e la pallina se l'è presa il Bassano, ha dovuto commettere un fallo tattico e spendere un fallo di squadra Mirko Bertolucci per evitare che il giocatore potesse entrare in area da solo. È la dimostrazione che evidentemente qualcosa non funziona, soprattutto nella testa dei giocatori correggesi. Sì, perché l'atteggiamento iniziale è stato fantastico, ha rischiato nei primi 2 minuti di arrivare al vantaggio con quel palo clamoroso di Mirko Bertolucci, ha pertecato battuto e quindi è mancato forse questo 1-2 del Bassano, un po' come detto castrato le idee della BDL, che ora ci prova Composito a cercare Zucchiati, non certo anche lui un attaccante, ma si presta alla causa, riparte Milani per Candanedo, ma riesce a superare il primo, Mirko Bertolucci non riesce a superare Zucchiati, quindi recupera la pallina la BDL Correggio. Bravo Zucchiati questa volta ad andare a chiudere sull'attaccante, perché altrimenti sarebbe stato un'occasione davvero ghiotta per il Bassano, invece così può recuperare la formazione bianco-rosso-blu che ci riprova, cerca di costruire partendo da lontano, ma quello che manca è il movimento dei giocatori e poi la precisione dell'ultimo passaggio. Ora Bertolucci si libera ma è da solo, non c'è nessuno di fronte a lui, ci prova Peter Amy, palla ancora messa in mezzo da Bertolucci, nulla di fatto. Voleva raccogliere il tap-in Peter Amy ma non è riuscito a impattare e non trova la porta più che altro, e quindi niente da fare, troppo sporadiche però il possesso emiliano, un po' più di coraggio la squadra di Chiara. Ora riprova ancora Crespo a impostare anche con grande facilità, poi Candanedo, poi Lisa, ancora Crespo, mancano 2 minuti, si fanno sentire i tifosi balsanesi dopo il 2-0. Crespo per Milani, 10 secondi per arrivare al tiro per i vicentini, non riesce a fermare Mirko Bertolucci, ancora Milani al centro, c'è libero Lisa, tergiversa un po' Milani, 3 secondi per arrivare al tiro, ancora Lisa, si gira, grande invenzione di Milani, quasi non riesce a imbeccare il catalano. Nuovo cambio in casa Correggio, orienta Sestin al posto di Zucchiati, è apparso un po' stanco dopo questa fase di gara, mentre dopo quel colpo preso in balaustra un po' sofferto quel colpo imposto da Candanedo. Posito ancora troppo scontato il suo tiro, para Pertegato, riparte Bassano, ma c'è Bertolucci che però spedisce la palla fuori dal recinto di gioco. Ultimi 102 secondi di questo avvincente primo tempo che è apparso molto veloce, sono stati più gli errori che non ovviamente i meriti, ma il merito è del Bassano che è in vantaggio di 2-0 con 2 gol di Crespo al minuto 13:50 con un tiro dalla distanza e poi al 19:10 con un tiro al volo sul passaggio di Lisa, quindi 2-0 che però decide il match. Ancora Crespo in sede di regia, onnipresente il catalano, poi Milani, questo mix bassanese spagnolo in questa stagione con tanti giovani in panchina che però non sono utilizzate però da Gaetano Marozin. Crespo si gira per Candanedo, è cambiato un po' l'atteggiamento ora del Correggio, un po' più attivo in fase difensiva, cade a terra Lisa, non c'è fallo.
ultimi 6 secondi per arrivare al tiro. Ricordiamo che nell'hockey su pista sono 45 secondi per arrivare al tiro. Break del Correggio con Mirko Bertolucci, ma non riesce a sorprendere. Un ottimo pertegato, contrattacco del Bassano, che errore di Candanendo sul passaggio velocissimo di Lisa, non riesce a impattare. Contrattacco del Correggio, manca il gol. Amy, che forse si meritava questo gol sul passaggio di Posito, velocissimo, era in inferiorità momentanea lo Stema, e poi è mancato il gol. Amy, non dico con portiere battuto, con una ghiottissima occasione, ci prova ora Sestino, questo alza e schiaccia dietro porta, non riesce a inquadrare lo specchio della porta, e quindi niente da fare per la BDL, che ha avuto una ghiottissima occasione al 24-20 con questa azione velocissima di Posito per Amy, che sbaglia praticamente a portiere quasi battuto. È un'occasione da mettere sul taccuino, perché è una di quelle occasioni come nell'inizio del primo tempo con il palo di Mirko Bertolucci e poi con il tappin mancato di Amy, e quindi sono ben 4 le occasioni ghiottissime non sfruttate alla BDL, che poi arrabbiatissimo Marozin. Sì, gli ultimi secondi ha un po' perso l'equilibrio la formazione di Marozin, forse voleva sfruttare un po' meglio questo disequilibrio la squadra di Pralojara, e non è riuscita a impattare. Crespo, ultimi 8 secondi per l'intervallo, e poi sarà l'intervallo. Un secondo, ultimo tiro di Lisa, che in tuffo cerca il gol del match, ma Camporo si stende a terra, riesce a neutralizzare questa pallina. Quindi si termina così il primo tempo, risultato di 2-0 con l'1-2 di Vittor Crespo. E Marcello, la BDL ha mancato il gol, forse meritato in questa finale di gara, ma è sotto di 2-0. Sì, sotto di 2-0, il risultato ovviamente in sovraimpressione non è corretto, perché di 0-0 è un risultato giusto per quello che si è visto nel corso di questa prima frazione. Ora mentre ci prepariamo per le interviste, noi intanto guardiamo un po' le immagini di questa partita. Un primo tempo decisamente interessante e divertente, con la BDL che ha avuto le cose migliori nel primo e nell'inizio e alla fine di questo primo tempo, ma tutta la fase centrale è di appannaggio del Bassano, che è andato in doppio vantaggio e quindi conduce per 2-0, una partita davvero molto molto importante. Intanto noi andiamo con Stefano Zamperina a sentire il vicepresidente del Correggio Hockey, Rolando Vezzani. Siamo qui all'intervallo con il vicepresidente Rolando Vezzani, ex presidente anche della BDL Correggio. Insomma, il risultato non proprio bellissimo, il primo tempo 2-0, Bassano 1-2 velocissimo, forse è mancato proprio il gol, forse nel finale meritavate anche il gol. Sì, forse meritavamo il gol, forse non c'è quella determinazione che sarebbe servita. Speriamo nel secondo tempo di invertire il risultato. Sicuramente vediamo un agguerrito secondo tempo, come abbiamo visto in questo bellissimo primo tempo, ma parliamo della realtà Correggio, che insomma te sei da tantissimi anni che sei dentro a questa società emiliana che sta crescendo a livelli importanti a livello nazionale, ma soprattutto dei grandi numeri a livello giovanile. Sì, a livello giovanile diciamo che a partire dal 2008 abbiamo cominciato a crescere sempre di più. Diciamo che abbiamo squadre in tutte le categorie, e in 3 categorie under 15, 17 e Serie B addirittura abbiamo una doppia squadra. Abbiamo proprio visto prima di questa gara la partita della Serie B, abbiamo visto la partita contro l'Odi, capolista del girone di Coppa Italia. Il Minimoto Correggio è secondo in classifica, ora a 5 punti proprio dalla capolista. È stata una sconfitta abbastanza importante, anche se l'Odi ha diversi giocatori che giocano in Serie 1 che fanno la differenza in una Serie B comunque di buon livello. Sì, direi che il gioco era abbastanza equilibrato, il risultato no alla fine, direi che ha pagato per il Lodi la determinazione di 4 giocatori che militano nel campionato superiore. Esattamente, certamente bisogna anche dire
che Correggio ha avuto anche dei buoni risultati a livello giovanile, come hai raccontato te, ma la prima squadra ovviamente questa promozione in questa stagione dopo l'ottimo campionato della Serie 2 col secondo posto dietro il Montebello, questa nuova Serie 1 come affrontare la squadra molto giovane, la più giovane del campionato? Sì, è la più giovane del campionato e manchiamo a volte di inesperienza, manchiamo di determinazione, perché il bel gioco si vede e i risultati tardano ancora ad arrivare. E però i risultati si vedono però dalle tribune, perché siamo a domenica pomeriggio, per l'hockey su pista è una novità, perché come ricordiamo da quest'anno c'è il posticipo televisivo in questo caso, ma anche domenicale, sia di Correggio sia di Torissino, ma penso che sia positivo per voi questo spostamento alla domenica. È stato molto positivo, è stato discusso perché per far posto alla prima squadra di domenica abbiamo dovuto rinunciare ad altre attività come il disco roller che si faceva in tutta la stagione autunnale e primaverile, però abbiamo visto che abbiamo non raddoppiato le tribune ma comunque aumentate notevolmente come pubblico, perché comunque le 6 di domenica è un orario perfetto, si viene a vedere la partita, poi si va con gli amici in pizzeria, mentre il sabato diciamo alle 9:15 rompeva un po' gli equilibri. Ovviamente, come ricordiamo in altri sport che Media Channel Sportivi seguono abitualmente, basket e pallavolo in primis di prima livello A1 e A2 giocano di domenica, perché non provarsi anche con l'hockey pista, e penso che sia Torissino che sia Correggio l'esperimento possa essere positivo. Ora vedremo se nelle discussioni in quest'anno a livello federazione, a livello club, se sarà confermato. La speranza comunque, secondo la vostra opinione, è quella che si potrebbe riprovare o comunque confermare anche nell'anno prossimo. Noi sicuramente spingeremo a livello nazionale nelle opportune sedi, perché la nostra esperienza è più che positiva. Correggio non solo giovanili, non solo prima squadra, ma avete organizzato anche qui un europeo un anno fa, se non sbaglio, Under 17, è stata un'esperienza eccezionale, io ero presente, è stata fantastica, avete un gruppo di lavoro eccezionale, non solo tra parentesi senior ma anche giovanile, perché sono tanti giocatori come in regia oggi, ma anche dietro le telecamere c'è il portiere della Serie B o l'attaccante della nazionale italiana giovanile. Sì, stiamo utilizzando molto il settore giovanile anche per questi servizi, diciamo, e comunque l'esperienza che abbiamo concluso l'anno scorso l'avevamo fatta collaborando col Modena a Fanano, quindi diciamo che venivamo da un periodo abbastanza rodato. E visto che siete così, avete così tanta voglia di organizzare degli eventi, c'è qualche cosa in programma in futuro oppure un po' di tranquillità in modo da ricaricare le pile? No, per il momento no, tranquillità direi. Grazie Rolando Vezzoni per questo intervento. Noi rientriamo quindi in diretta con Marcello Bulgarelli, ma diamo anche un'occhiata alla Serie 2, che dice Marcello, per dare anche, insomma, il collegio arriva dalla Serie 2, ma il collegio arriva dalla Serie 2 come Montebello, ma penso che il campionato di Serie 2 sta dimostrando, se la Serie 1 è molto equilibrata, la Serie 2 è altro che equilibrata, anche con il gioco del calendario, ma senza dubbio è una quinta giornata del Sì, intanto lasciamo campionato di Serie A2 che ha sorpreso, perché il Tiene, che è una delle papabili al passaggio di categoria in Serie A1, ha perso 9-1 in casa dello ZMEC Roller Bassano, che certo non ha iniziato bene il campionato, con 2 sconfitte consecutive. Ora è a stessi punti proprio del Tiene. Poi in prima posizione c'è il Cremona, vittorioso con il Molfetta. Andiamo a vedere proprio la classifica: il Cremona 11 punti, a 10 Modena, Simbol Modena e di Fols Grosseto, che però ha una partita in meno ovviamente. Ben 3 squadre ancora imbattute, cosa che in Serie 1 ormai ce le sogniamo, ce n'è rimasta una, anzi no, credo che non ce ne sia nessuno, perché in realtà il Lodi è imbattuto in pista, però è stato battuto dalla giustizia sportiva, altrimenti sarebbe volato via, non lo vedremo nemmeno più. Qui invece 3 squadre ancora senza sconfitte, e già uno scontro diretto andato tra Grosseto e Modena con la partita finta 3-3. Esattamente, dietro a queste 3 ci sono altre 3 formazioni che sono praticamente
praticamente a 1 o 2 punti dalla vetta, cioè Roller Bassano, Molfetta e Tiene a 9 punti, e quindi anche queste 3 formazioni, tra cui la neopromossa Estrella Molfetta di Pino Marzella, 9 punti, tutto ancora aperto, come il Trissino che ha vinto proprio ieri 4-2 contro il Montecchio Precalcino, il Trissino 2, perché c'è che il Trissino 1 in Serie 1, poi c'è il Montecchio Precalcino a 4, la seconda squadra del Sarzane Forte dei Marmi a punti 1 e ultimo il Pordenone. Questo è il prossimo turno con Sarzana Grosseto, Forte dei Marmi Modena, Molfetta Trissino, Pordenone Cremona e Montecchio Roller Bassano. Andiamo a vedere anche la Serie 1, abbiamo ricordato in fase di presentazione la classifica, ma c'è anche il prossimo turno della Serie 1, questa è la prossima settimana, il prossimo weekend, con solo 2 partite, alle ore 20:45 Bassano contro Montebello e alle 21 Viareggio Lanaro Breganza, partita molto interessante perché entrambi arrivano da 2 sconfitte abbastanza pesanti, una contro il Lodi e una contro il Breganza, e poi molte squadre giocheranno in Eurolega, in World Skate Euro Cup, e poi tutto il gruppone dei 5 partite sarà giocato mercoledì con il posticipo televisivo. Forte dei Marmi, amatori Vasca Lodi, abbiamo scelto quella facile, quella su cui non si poteva da facile sbagliare, da facile emozioni. Forte dei Marmi come pista regala sempre grandi emozioni. Noi saremo lì mercoledì 20 a raccontarvi appunto il big match, la replica, quella che potrebbe essere una finale scudetto nel corso di questa stagione, quella che oggi è un ostacolo in più per un amatore Lodi che fino a questo momento di ostacoli non ne ha trovati e sta galoppando veramente ad altissima velocità in questo campionato. E la tua opinione? Sembra che Forte dei Marmi Lodi abbiano qualcosa in più in queste 8 giornate, sono prima e seconda. Ma secondo te cosa hanno di diverso rispetto alle altre? Io credo che quella che ha dimostrato di avere qualcosa in più per adesso è il Lodi. Il Forte dei Marmi qualche inciampo lo ha incontrato, c'è da dire che parliamo di squadre pensate, studiate per vincere in Europa e per vincere in Italia e quindi essere pronte quando ce n'è la necessità, e quindi ci sta all'inizio della stagione avere qualche difficoltà, soprattutto in un campionato come questo in cui squadre che ti lasciano tranquille non ce n'è nemmeno una. È ovvio che il Lodi è riuscito a fare filotto fino a questo momento e quindi ha dimostrato sul campo di avere qualcosa in più e di essere a questo punto la squadra da battere nel corso di questa stagione. Ovvio, la stagione è ancora lunghissima, però per esempio in chiave Coppa Italia non dico che il primo posto è quasi preso, ma se per esempio dovesse venire fuori senza sconfitte da una partita come questa, sicuramente le chance del Lodi di laurearsi campione d'inverno sarebbero tante, sarebbero veramente significative. Subito dopo ci metto il Forte dei Marmi, che secondo me per organizzazione di gioco e per capacità e bontà della rosa ha sicuramente ha pareggiato 2 partite consecutive, ma state 2 partite veramente intense sotto il punto di emozioni, è mancato proprio la lucidità nell'ultimo passaggio per il Forte dei Marmi, ovviamente l'efficienza sotto rete che però Lodi ha sempre avuto dal primo giorno. Esatto, diciamo che Lodi ha una molteplicità di soluzioni, da Lucas Martinez a Gavioli che pure non era al massimo, a Francesco Compagno che ha caratterizzato le ultime 2 giornate, al punto che il Luzzi, dicevo l'altro giorno scherzando a Lodi in occasione della partita che c'è stata venerdì sera per raccogliere fondi per la lotta contro il tumore, tra l'altro partecipatissima con più di 800 persone, il Luzzi può permettersi di stare dietro, di smistare le palline e di decidere chi fa gol in quella giornata a seconda di come gioca, e quando tu hai questa opportunità, questa possibilità, sicuramente ti metti nelle condizioni migliori. Tanto qui però stiamo per iniziare. Stiamo iniziando, tu hai parlato di assist, il miglior assist del campionato è Jimenez del Valdagno con 4 reti, anche 4 assist, esattamente, però in testa alla classifica c'è Martinez con Ambrosio, i due si contendono il primo posto a giornate alterne, ma è tutto pronto e qui al Palasport Dorando Pietri siamo in diretta su Media Sport Channel e Sport TV per questo posticipo domenicale del campionato di Serie 1 di hockey su pista. Il Correggio schiera Posito, Seschin, Bertolucci, Emi proprio come nel primo tempo, e poi invece il Bassano proprio ripete anche il quintetto del
primo, anzi no, c'è Baggio come novità in questo secondo tempo, Mattia Baggio il giovane del vivaio bassanese, con Crespo, Pilati e poi Candanedo. Questi sono i quintetti portieri, sono gli stessi del primo tempo, cioè Campora in casa BDL e Pertegato in casa Stema. Il Bassano che cerca il possesso con lo scambio della pallina tra Crespo e Pilati, ma recupera la sfera Posito. Ovviamente serve la scossa alla BDL, ci prova Posito alla distanza, bravo Pertegato. Ovviamente c'è bisogno di una scossa, questa scossa deve arrivare proprio dai giocatori con più qualità tecnica. Sì, indubbiamente la BDL deve fare la partita perfetta in questo secondo tempo, non deve sbagliare sostanzialmente niente, deve andare alla conclusione con precisione. C'è già andata 3 volte, ha impegnato 2 volte il portiere, ma non basta tirare da fuori, bisogna costruire qualcosa, bisogna marcare con attenzione, strappare ogni singola pallina come sta facendo in questa occasione, e soprattutto non deve commettere falli la formazione correggese, perché è già a quota 4 mentre il Bassano è ancora 1. Siamo lontani dal bonus, ma c'è tutto un secondo tempo. Intanto qui c'è una distrazione che permette a Baggio di tentare una conclusione dal centro dell'area, sembrava la ripetizione del gol del 2-0. Ancora Baggio che se ne va a tutta la difesa e Campor ci deve mettere la mano. Queste sono le cose che non deve fare la BDL. Mattia Baggio, 20 anni, da poco recupera anche lui 21, come molti giocatori bassanesi compiono gli anni proprio nei prossimi giorni. Facciamo inizialmente anche anticipativamente gli auguri. Abbiamo visto Mattia Baggio questa azione personale in area, bella parata di Campor, ma è sfuggito via a 2 giocatori il lungo di Bassano. Ora ci prova, e ancora Bassano quasi imperturbabile, Candanedo, Pilati e poi Crespo. La BDL aspetta l'avversario con tanta pazienza, probabilmente aspettare l'errore. Pilati servito da Crespo, ancora Pilati, uno dei migliori del primo tempo in casa Stema. È ovvio che se Correggio aspetta, Bassano probabilmente non forzerà e tenderà a giocare al limite dei 45, facendo girare pallina esterna come sta facendo in questa occasione. Ci riprova ora di nuovo Baggio, che viene fermato in qualche modo da Mirko Bertolucci. Temporanea superiorità numerica per la BDL, vediamo se riesce ad approfittarne. Invece Amy sbaglia tutto, dall'altra parte parte il contropiede, 3 contro 2, attenzione Baggio, e c'è il gol. No, anzi chiama il gol Crespo, aveva proprio alzato, ma c'è arrivato in qualche modo Campor. Poi la rivedremo ovviamente questa sì, non azione. Ben capito se ha preso la traversa. No, secondo me ha preso il portiere. Ok, abbiamo visto un rumore di palo, ovviamente c'era il palo, ma aveva già esultato Crespo, non ha visto andiamo neanche lui la pallina. L'azione precedente, eccola qua, il contropiede. Secondo me ci è arrivato con la mano di richiamo, sì, esatto. Poi bisognerebbe vederla dalla telecamera bassa, che forse è più indicata da questo punto di vista. Un colpo di reni di Campor che salva così la BDL per non subire il terzo gol. Sarebbe stata una mazzata non indifferente per la squadra di Chiara. Nato peraltro, un'azione nata da un erroraccio a centropista, l'ennesimo in fase di impostazione di gioco. Sì, l'unica cosa che non doveva fare la BDL la sta facendo, cioè tergiversare e sbagliare elementi fondamentali, soprattutto in fase di attacco dove deve di imporre il ritmo. Ora ci va Bertolucci, tiro accompagnato, viene però bloccato da commette fallo però Pilati, voleva intervenire prima di Bertolucci ma frana addosso a Mirko, si fa anche male il Viareggino. Siamo al 2,59, 2-0 sempre per lo Stema, che ha iniziato meglio in questo secondo tempo. C'è il fallo numero 2 per Bassano, chiedeva forse qualcosa in più all'arbitro Mirko Bertolucci, che insomma si stanno spiegando a bordo Balaustra. Rivediamo l'azione di prima, che abbiamo anche il replay basso, così riusciamo a vedere che cosa succede. Intanto qui il gioco è ripreso, attenzione, c'è la parata, eccolo qui. Tanto dall'altra parte c'è già un contropiede che dobbiamo guardare da 2 parti. Grande parata, sì, con la mano parata di richiamo. Seschin per Mirko Bertolucci contro 1, che errore di Mirko che chiede scusa. Un 1 contro 1 clamoroso, sparato in aria da Mirko Bertolucci, controattacco 2 contro 1, Seschin per Mirko Bertolucci e poi spedisce in alto. Poi se non riesce a controllare bene la pallina ci prova Crespo, chiede il fallo, non ce l'ha. Correggio sta sbagliando cose incredibili, sta sbagliando un po' quello che abbiamo visto in questa prima fase di campionato, ma in qualche partita è riuscita a sbloccarsi a un certo punto, vedremo se riuscirà a sbloccarsi. Ma questo errore di Mirko dà il senso un po' di quello che sta succedendo in casa BDL in questa partita. C'è Seschin
da lontano a cercare la deviazione dei Mi, uno di quei gol che abbiamo visto in questa prima fase, questa deviazione volante che potrebbe sbloccare psicologicamente la BDL, che però sta un po' accusando il colpo. Questo contropiede, sono quei contropiedi da non fallire. Siamo al quarto minuto ormai del secondo tempo. Candanedo viene fermato dalla BDL. Ecco, il Bassano non deve tergiversare, non deve sprecare palline per non far cercare di far ripartire la BDL. Qua c'è il fallo, non c'è il fallo, anzi di Seschini, ci può ancora Mirko Bertolucci, vicinissimo al gol diagonale. Ora il Viareggino cerca di alzare il ritmo in prima persona, di portare a vantaggio, ovviamente di sbloccare il risultato da parte BDL. Ancora Mirko, ma viene Candanedo a bloccare la pallina e fa ripartire l'azione. Candanedo, nessuno che lo ferma, e ci prova Pilati in tap-in, un tiro siluro di Candanedo, la paracampo, ormai si era fermata la BDL, forse a recriminare un fallo, ma bisogna giocare ogni pallina in questa partita, perché il Bassano ha dimostrato di avere un'ottima efficienza sotto rete, con quei 4-5 tiri. C'è probabilmente la traversa? No, il casco. Il casco, la parata con il casco da parte del portiere del Bassano Pertegato, che ci è arrivato con un colpo di reni davvero bello. Intanto c'è un cambio anche in casa BDL, o meglio si stava preparando un cambio. Fuori Eimi, dentro Zucchiatti. Sì, non ha inciso Peter Eimi in questi primi 5 minuti, e quindi il cambio tattico probabilmente di Kojara, insieme, come vediamo, vicino a Mirko Bertolucci. Ovviamente viene anche spende 2 minuti anche Mirko per rifiatare dopo la sparata degli ultimi 2 minuti, in cui ha avuto un contropiede, un tiro da lontano. È mancato proprio quell'ultimo tiro, Marcello. La BDL non deve però arroverarsi sul cervello di questi errori e cercare di continuare a spingere, perché il Bassano non affonda il terzo gol, e quindi potrebbe essere un'ottima cosa per la BDL. Sì, sicuramente da un punto di vista puramente di disamina dell'inizio di questo secondo tempo la BDL è partita nel migliore dei modi, perché ha costruito almeno 4 chiare occasioni da rete. Il problema è che non ne ha realizzata nemmeno una. Ora ci prova di nuovo Posito, che mi sembra un po' fissato con questi tiri dalla distanza. Attenzione dalla parte opposta, e si dice che i giocatori della BDL hanno colpito la pallina. Ora commettono, vanno a perdere palla, continua a perdere palline il Bassano. La BDL ha quindi l'opportunità di venire costantemente in avanti, ma Posito si è intestardito su questi tiri che trovano quasi sempre giocatore avversario, poi si addormenta in questo caso, meno male che riesce ad andare a recuperare. Poi arriva Bertolucci, c'è anche Zucchiatti, Bertolucci fa tutto da solo, ma non è serata veramente. Sì, Bassano deve proprio fare questo errore, sbagliare frettolosamente i possessi di palla o sprecare azioni velocissime come in questo caso. Tutti 45 secondi da sfruttare i bassanesi. Ora ci provano con i due più esperti, Crespo e Candanedo. Si sgola Pertegato a cercare di chiedere ai compagni di essere un po' più precisi e meno frettolosi. Ci prova ora Crespo imperiosamente in area. Un altro errore di Posito, che stavolta è partito tardissimo in marcatura, sta giocando veramente in un altro mondo il giocatore argentino. Ora c'è una palla a 2, la BDL era partita immediatamente, si arrabbia anche Chelsea in questo caso con Mirko Bertolucci, che era andato a protestare. Anche i tifosi del Bassano che ne hanno da dire alcuni all'arbitro novarese. Ingaggio a 2 vinto dal BDL con Mirko Bertolucci, poi Zucchiatti. Abbassa il ritmo Zucchiatti, cerca un compagno, sempre molto attiva la difesa bassanese. Mirko Bertolucci, c'è un'invenzione per sbloccare la BDL. Seschin, bravo Pertegato sul tiro abbastanza telefonato centrale. C'è il fallo in attacco della BDL, forse il pubblico voleva qualcosa in più, Marcello, in questo fallo, in questo contrasto. Caso c'è stato un contrasto di Posito che ha tentato l'anticipo, non c'è riuscito, ha commesso fallo. Giusta la decisione del direttore di gara di assegnare un fallo di squadra nei confronti della BDL, il quinto, anche perché il metro tenuto nel corso di questa partita dai due arbitri è abbastanza permissivo, forse un pelino troppo anche in alcune occasioni, forse qualche fallo non fischiato da una parte e dall'altra c'è stato.
si gioca, diciamo così, e si gioca da entrambe le parti, il metro è assolutamente identico. Nella pausa pulizia della pista, doppio cambio in casa Bassano, è rientrato Milani e Lisa al posto di Milani, di Baggio e di Pilati, quindi rapidi cambi in casa Bassano, cercare di tenere sempre un tipo abbastanza alto, ma come in questo caso sbaglia il passaggio la Stema, e quindi sì, l'unica cosa che questo deve lucrare la BDL, deve lucrare questi errori della Stema, che sicuramente non sta dimostrando un ottimo possesso in fase d'attacco. L'unica cosa che sta facendo bene la BDL è il raddoppio e la marcatura sui portatori di palla, manca però la precisione nel tiro, continua a tirare fuori la formazione correggese. Ora ci prova di nuovo il Bassano, che ha una grandissima occasione. Campor ci mette il bastone, poi c'è un errore da parte di Posito che sbaglia l'impostazione, regala il contropiede al Bassano, chiede scusa ai compagni Vittor Crespo perché ha lasciato sfuggire un'occasione importante per segnare il terzo gol che potrebbe dare una certa sicurezza. Intanto la traversa, ma Crespo fa quello che vuole, si infila quando vuole nella difesa della BDL. È uno stato di forma eccezionale, 8 gol attivo più 2 questa sera, quindi sono 10 all'attivo, arriva praticamente ai bordi dei top scorer. Era ancora lui che recupera questa pallina, ennesimo errore della BDL. Lisa però non concretizza, alla meglio il Candanedo, 2 contro 1, ci prova ancora Lisa, paratissimo di Campor che salva la BDL, prima la traversa poi Campor, e quindi grande occasione per Bassano che non riesce a impattare, però in questo caso Campor si è superato perché prima con questa... Le vediamo tutte e due, questa è la traversa. E poi l'ha recuperata la pallina proprio Candanedo, che poi Lisa riesce a tirare da bordo dell'area, parando questa sfera che permette a rimanere sul 2-0. Fuori Posito, dentro Barbieri. Serve una scossa però a questa BDL che ancora manca di precisione, come detto, però lo Stema ha avuto, penso anche lei, 3 occasioni importanti per arrivare al terzo gol, che sarebbe una bel bottino per questi 17 ultimi minuti della partita. Fallo di Crespo, questo potrebbe anche essere blu, c'è il fallo di squadra numero 3 per lo Stema. Forse interamente ha bloccato la ripartenza di Zucchiati, è lo stesso sconto del primo tempo. Bertolucci per Zucchiati alla distanza, tiro accompagnato che si perde in balaustra, c'è però Seskin a recuperare la pallina, serve poi Mirko si gira, tiro, ma il tiro è fuori misura completamente, proprio come dicevi te, non è serata, ma magari Mirko riesce a trovare quei 2 secondi e potrebbe rivoltare la partita. Abbiamo visto di ogni nella sua carriera, sia qui anche in Serie 2 ma che anche in Serie 1 con tutte le squadre in cui ha militato, tra cui Follonica, in cui è stata l'unica squadra in Italia a vincere l'Eurolega. Allora ancora la BDL che però perde un'altra pallina in possesso di palla in costruzione. Crespo però viene in qualche modo bloccato dal ritorno dei 2 attaccanti, ma tanti errori di fondamentale che non si dovrebbe commettere a questi livelli. Tra l'altro tanti errori commessi da tutti i giocatori, perché noi prima io mi sono incancrenito su Posito che ha sbagliato 4 palline consecutive, ma gli errori arrivano veramente da tutti i giocatori, arrivano su palline non pressate, quindi in condizioni assolutamente non di pressione. Attenzione ora Milani che se ne va sulla destra, Bertolucci lo allontana dalla traiettoria della pallina, poi la pallina è ancora per il Bassano che si porta dietro alla porta con Lisa. Ora Candanedo, palla all'indietro ancora per Milani, parte da lontano, Lisa cerca spazio, lo trova, arriva Bertolucci all'ultimo minuto, pallina che finisce fuori, può così rimettere in gioco la formazione della BDL del Bassano, mentre la BDL chiede il time out che arriverà alla prossima interruzione del gioco. Candanedo viene fermato fallosamente, frana a terra, non c'è solo il fallo di squadra, forse voleva qualcosa di più l'asturiano, è il 6º fallo di squadra però per la BDL Correggio. Rivediamo il play grazie alla regia, un colpo di bastone sulla mano, forse più che sulla mano sul bastone, e poi è arrivato alla mano e sicuramente era qualcosa di più di una
di un tiro di squadra, di un fallo di squadra, che comunque è il sesto per la BDL. Time out di Pablo Jara. Mirko Bertolucci è apparso molto stanco in questa fase di gioco. Rientra Giorgio Maniero che ha segnato fino a qui un gol, ma è uno dei giocatori più efficienti in questo avvio di campionato. Arriva dallo Scandiano, ma ha già dimostrato di incidere tutto, anche in attacco, nonostante nasca difensore. Casabassano, nessun cambio dopo i due cambi veloci. Certo il Bassano sta dimostrando di essere più reattivo in pista, molto più presente in ogni azione sia in difesa sia in attacco. La VDL deve chiarirsi le idee, vedremo se riuscirà a chiarirsi le idee proprio in questo time out, perché certi errori non si possono commettere e il 2-0 forse sta anche un po' stretto un po' al Bassano, perché ha avuto quella doppia occasione in 10 secondi. Abbiamo visto la soggettiva sul time out di Pablo Jara. La squadra si deve chiarire le idee e entrare in pista con un altro piglio, perché se continua con questo piglio Bassano può agilmente arrivare alla terza rete. Ora si spiegano e Chelsea e Candanedo sul colpo di bastone o no. Avete ragione l'arbitro, si può discutere quanto se ne vuole, poi in una partita insomma ha ragione sicuramente là, continuano a discutere i due. Non so se arriverà anche il warning o la no, non credo verbale. Perché non è una discussione da contestazione, è proprio un dialogo, e quando il dialogo è così ben venga, vuol dire, serve anche a stemperare un po' gli animi in occasioni come queste. C'è quindi Milani con Candanedo, nessun cambio in casa Stema, il cambio ovviamente abbiamo già ricordato quello di Mirko Bertolucci in casa BDL, quindi Candanedo per Milani, poi Crespo. Abbiamo visto una buona manovra del Bassano, molto veloce, ora qui viene buttata la pallina perché stiamo per scadere i 45 secondi e quindi ci sarà un possesso della BDL, un Bassano più in partita, più attivo, più dinamico, più preciso. In questo caso cercava Maniero la percussione di Zucchetti, non ci riesce, dall'altra parte c'è Candanedo, break del Bassano frettoloso, in questo caso campo sul primo palo para. Barbieri gestisce, come ricordavamo il Bassano sta giocando meglio del Correggio, certo manca probabilmente la finalizzazione, ma sono i problemi che si portano entrambe le squadre dall'inizio del campionato. Sì, diciamo che le occasioni più ghiotte che ha avuto il Bassano le ha messe dentro e questo ovviamente fa la differenza fino a questo momento. Se contiamo le singole occasioni probabilmente andiamo su un bilancio quasi in parità, la differenza la fa il fatto che nel primo tempo due occasioni sono state messe dentro dal Bassano, che ha avuto più volte la pallina per chiudere la partita, non lo ha fatto, del resto la BDL ha avuto in più occasioni quella per riaprirla e a sua volta non lo ha fatto. Ora ci sta provando con una formazione inedita con Sescin che si accentra alla conclusione, però chiude bene il muro. Elisa che rimpalla con i Parastin, che rimane comunque ancora alla BDL con Sescin che ci riprova di nuovo, ora si pasticcia con Zucchiatti e alla fine è Maniero, vedete sempre un modo un po' raffazzonato la BDL riesce a recuperare palla, poi commette ingenuamente fallo Barbieri che va a sfondare, commettere il settimo fallo, e quindi BDL che si avvicina pericolosamente al bonus dei 10 falli, perché a più di un mezzo tempo dalla fine solo 3 falli di squadra non sono certo un margine esagerato. Esce la sfera dal rettangolo della Palasport Orlando Pietri, siamo in diretta su Media Sport Channel Sport TV e sulla piattaforma dell'hockey pista della FISR TV. Crespo per Candanedo, siamo all'11° del secondo tempo, 2-0 Bassano, 2 gol segnati nel primo tempo, al 13° e al 19° da Victor Crespo. Due parole anche da Victor Crespo, per Victor Crespo, catalano che sta crescendo molto, è cresciuto molto l'anno scorso con quella salvezza raggiunta a un paio di giornate alla fine del campionato, però in questa seconda fase questa prima fase del campionato sta dimostrando una grande esperienza, gran carattere. Ci prova Milani, ma Crespo è uno dei grandi giocatori di questo campionato senza ombra di dubbio. Sì, lo è stato fin da quando è arrivato in Italia, perché ha giocato benissimo anche nella stagione che ha fatto a Scandiano, e a Bassano sicuramente ha fatto del suo meglio, è l'elemento che cambia la velocità di questa squadra, è l'elemento che è in grado di fare la differenza, l'ha fatta anche questa sera segnando alla grande il primo gol. Attenzione ora Barbieri che ha un'occasione, il tiro 2 volte rimpallato dalla difesa e ora il Bassano si trova a tu per tu e non sbaglia Roclisa a mettere dentro il gol del 3-0 che probabilmente mette la parola fine alla partita.
un contropiede proprio innescato, se non sbaglio, da uno dei suoi compagni, non voglio sbagliare, penso Crespo, ha servito Lisa che in 1 contro 1 questa volta ha preso le misure, ha segnato il passaggio di Candanedo e poi segna con grande talento, come abbiamo ricordato nel primo tempo, Roque Lisa 1 contro 1 imperturbabile sotto la traversa, eludendo l'uscita di campo. 3-0, quello che non doveva succedere è successo per la BDL, 3-0 a metà del secondo tempo. Non serve solo la scossa, ma un temporale, una tempesta per cercare di ribaltare questa partita che sembra per ora in mano allo Stema Bassano. Un 3-0 importantissimo, perché salirebbe quindi il Bassano in classifica a quota 10 punti, quindi rientrerebbe nel pacchetto di mischia delle 7 squadre in 3 punti. Sì, tra l'altro lasciando 4 squadre isolate, se non sbaglio, sì, con un mini gap in fondo alla classifica, e quindi spezzandola in due proprio nel punto chiave, nel punto decisivo tra le prime 10 che si salveranno e le successive 4 che invece dovranno affrontare i playout. Ovviamente stiamo facendo ragionamenti, non è nemmeno comparsa la nebbia, figuriamoci quanto manca la primavera, quando finirà la regular season fa in tempo a cambiare ancora di tutto. Intanto c'è un time out chiesto da Marozin, che probabilmente affinerà la tattica del Bassano in vista di questo ultimo quarto di gara che manca, per cercare di gestire al meglio il 3-0 senza correre rischi e probabilmente senza fare l'errore di chiudersi troppo in difesa e quindi lasciare spazio alla BDL, che dovrà reagire in qualche modo. Purtroppo fino a questo momento la reazione è stata non delle migliori, perché ripeto, anche il gol che stiamo rivedendo, eccolo qua, il gol del 3-0, nasce in realtà da un tiro avventato di Barbieri che si è fatto ribattere la conclusione, e la pallina è stata preda della formazione bassanese, che è andata a segnare il gol del 3-0. Però lo Stema ha concretizzato questo terzo gol dopo diverse occasioni, un po' per la bravura di campo, un po' per la sfortuna della traversa, che non è riuscita a impattare. Per la BDL forse l'unica grande occasione di questo secondo tempo è l'1 contro 1 di Mirko Bertolucci, non sfruttato all'inizio della ripresa. Siamo proprio a metà del secondo tempo, passando in vantaggio 3-0. Ora rientra per la BDL Mirko Bertolucci, che sarà coadiuvato da Posito, poi da Barbieri e quindi da Seschin, mentre il Bassano risponderà con Crespo, ovviamente sempre in pista il numero 37, insieme a 75 Candanedo, Pilati e Lisa, autore dell'ultimo gol, tutta in salsa spagnola. Questo Bassano che ovviamente dopo l'inizio dei nuovi arrivati, cioè Lisa e Candanedo e poi anche Milani, per non parlare di Pilati, è riuscito a ritrovare i suoi limiti e le sue capacità e potenzialità, e questo 3-0 senza dubbio è la conclusione di un mini tour degli ultimi 2 settimane in cui la squadra bassanese è cresciuta non poco dopo quella goleada inflitta dal Lodi. È cambiato un po' il modo di vedere la squadra, tutto della panchina e anche un po' di tutto il mondo bassanese, che ora con questa vittoria si potrebbe, come ho detto, alla posizione numero 7 insieme a tutto il resto della compagnia di questa prima parte di classifica, 10 punti. Ora ci prova ancora Bassano con Pilati e poi Crespo, e quindi ancora Lisa. Crespo a distanza non riesce a impattare la deviazione di Lisa, non riesce a recuperare il rimbalzo Barbieri, quindi un altro possesso per lo Stema con Crespo che serve fuori esternamente il numero 75 Candanedo. Lui arriva da Oviedo in Asturia, ma ex Reus, ex Leida, tutto Leida, dove ha conquistato 2 coppe CERS o World Skate Europe Cup che dir si voglia, e quindi dopo quella doppia vittoria con la casacca catalana del Leida, l'esperienza bassanese qui a Bassano. Ora Bassano che gestisce, il Correggio è un po' passivo, ancora il Bassano che gestisce con grande tranquillità, grande caparbietà, con Candanedo, Lisa e Crespo, il trio che per ora segna questa partita. Continuano a possesso, il Correggio aspetta, non so cosa potrà aspettare ancora, 8 secondi dalla conclusione del possesso, ci prova Pilati in deviazione, niente da fare, quindi sarà finalmente il possesso della BDL con Sestin e quindi poi Barbieri
Ha pesantemente accusato il colpo la BDL, che se non trova un gol rapidamente si spegne decisamente nel corso di questo secondo tempo. Il 3-0 ha veramente ucciso, guardate che errori anche in questa occasione, pallina buttata via dove non c'è l'uomo e poi ributtata via in avanti, meno male che Bertolucci riesce a recuperarla. Sestcin ora ha una buona occasione, si allarga troppo, la conclusione è ancora fuori bersaglio e Posito si fa nuovamente anticipare, poi ci prova Sestcin a recuperare una pallina difficile dalla parte opposta, se ne va via Candanedo dietro porta, si ferma, prova il passaggio verso le retrovie dove c'è indisturbato Crespo e ancora una volta il Bassano può manovrare, ora si infila dietro porta Candanedo, non c'è il raddoppio di marcatura, arriva in questo istante all'angolo ma non chiude sul retropassaggio Sestcin, dunque c'è spazio ancora per il Bassano che fa quello che vuole in questa fase. Sono passati 15 minuti, sta per scadere 45 secondi, c'è il fallo di Barbieri, è l'8º. Come dicevamo, serve la scossa questa BDL, ma nessuno riesce a smuovere questa situazione di stallo della BDL. Ora il Bassano ancora in attacco, ma siamo ormai da 3 minuti che il Stema, dopo il gol del 3-0 al 12esimo, sta manovrando con estrema tranquillità, anche forse sorprendendosi da questo gioco non così attivo della BDL, che ora recupera la pallina con Sestcin, ma recupera ancora la sfera Crespo, enorme, il numero 37 dello Stema, recupera la palla, però il BDL con Barbieri, ma c'è Pertegato che dice no. Pertegato si erge in questa occasione, prima bella parata del secondo tempo per l'estremo valdagnese che dice no a Barbieri. Certo, Barbieri non è un attaccante di razza, però ha avuto una grandissima occasione. Nemmeno il gol dell'ex viene stasera. Giustamente l'anno scorso ha giocato a Bassano, si muove la porta ma non c'è l'arbitro, non ferma la partita, quindi sarà un nuovo possesso per il Bassano. Lisa al centro per Candanedo, era lo schema che abbiamo visto anche poche ore fa, mercoledì sera contro il Sandrigo. Ancora Bertolucci non riesce a superare la barriera di un enorme Victor Crespo, poi Sestcin dalla distanza fuori, non riesce a inquadrare lo specchio della porta, il pubblico vedete lo manda quasi, si dispera un po' per questo errore, l'ennesimo errore in fase offensiva per Sestcin, che manca proprio lo specchio della porta, proprio quello di Mirko Bertolucci che ha mancato per 3-4 occasioni il colpo decisivo. Riparte ancora la BDL con Sestcin dietro porta, c'è qualche compagno, si gira da solo, Sestcin cerca il tiro sullo stretto ma c'era un imperturbabile Crespo che ora tenta anche il break offensivo. Certo, gli errori ormai si stanno sprecando in questa partita, ancora Posito che non riesce con lo specchio della porta, insomma sembra un fantasma dietro la porta che non riesce, che proprio sposta la pallina proprio nel tiro, un po' quasi mortificante per la BDL vedere una BDL così fallosa in attacco. Ancora Mirko Bertolucci per Barbieri, cercava il passaggio centrale a Sestcin ma recupera la sfera chi se non Victor Crespo che tira fuori, poi anche sul tappin inserisce non poco campo che cerca di salvare il risultato in questo momento molto faticoso per la BDL, che non riesce proprio a imporre né il ritmo né il tiro sotto porta. BDL Collegio che è in ultima posizione con Montebello e Monza a 6 punti, ancora Posito ma Pertegato, c'è a rimorchio Bertolucci ma ancora Pertegato. I due portieri stanno salvando entrambe le difese, non a passi dei migliori no, decisamente. Entrambi hanno commesso tanti errori e in un turbinio di errori il BDL potrebbe ancora riaprirla perché se trova l'imbeccata, abbiamo già visto in diverse occasioni, riesce rapidamente a colmare il gap. Qui vediamo l'occasionissima di Barbieri 1 contro 1, è proprio l'occasione più importante della partita insieme a quella di Mirko Bertolucci in questa partita. Mancano 6 minuti e 52, time out per Gaetano Marozin che insomma un time tecnico si direbbe o tattico in quella della pallavolo, perché insomma voleva far riflettere i suoi perché hanno corso tanto per far passare il tempo e cercare di breccare agli errori della BDL, ma insomma è un time out saggio in questa occasione. Sì, secondo me l'ho visto molto arrabbiato perché ovviamente queste occasioni lasciate alla BDL, ora stasera la BDL non segna neanche
se prende la pallina con la mano e la porta al di là della linea blu della porta, ma da un punto di vista educativo, che è anche il ruolo dell'allenatore, sono disattenzioni quelle che sta facendo il Bassano, che contro una squadra che segnasse di più pagherebbe veramente a caro prezzo anche una partita che fino a questo momento ha assolutamente in mano, perché 3-0 in una gara in cui gli avversari non riescono a costruire vere occasioni, e quando ci riescono le sprecano clamorosamente. È in una gara peraltro che spezza il campionato, perché di fatto promuove il Bassano alla parte alta della classifica, lo rimette in discussione per tutta una serie di cose, non solo la salvezza, ma pensiamo anche solo ai posti per andare in Coppa Italia, che sono 8, lo ricordiamo, e non 10, mentre i playoff ci vanno in 10. È per questo che Marozin secondo me si è un po' arrabbiato con i suoi, ha chiesto e ha giocato anche l'ultimo time out. Barbieri cerca di imporre il ritmo, ma c'è sempre raddoppio, è quasi inesauribile il Bassano, che ha giocato poche ore fa, mentre il BDL ha avuto tutta la settimana per preparare questa partita, e quindi anche meritevole la condizione fisica della formazione bassanese, che è seguita tra l'altro da un ex preparatore atletico della nazionale, Dal Monte. E quindi c'è che la sua mano ovviamente in questa condizione fisica sembra inesauribile. Mica tanto ex, perché comunque collabora con Mariotti, ha collaborato anche per l'ultimo campionato del mondo. Seskin per Mirko Bertolucci, e poi Barbieri impatta ancora su Pilati, mai un esordio più importante per Edoardo Pilati, che l'anno scorso ha giocato al Molfetta in Serie B e l'ha fatto promuovere insieme a quella joint venture di Pino Marzella nella finale 8 di Serie B, quella promozione del Molfetta in Serie A2. Ora la BDL che cerca di rimpostare, mancano 5 minuti in questa match salvezza dell'ottava giornata del campionato di Serie 1 di hockey su pista. Fallo di squadra bassanese, sono 7 i falli giallorossi, arrabbia Marozin perché sono saliti enormemente i falli in questa ultima fase del secondo tempo. Barbieri servito da Seskin, ancora Barbieri cerca di imporre il ritmo, serve Mirko Bertolucci, non riesce a servire il compagno, riparte Bassano, Candanedo, ma c'è Campor che salva ancora la situazione in un 1 contro 1 ennesimo delle svarioni della difesa della BDL. Barbieri servito da Seskin, da Posito, ancora Seskin in vie esterne, ma ci pare che lo Stemma sta gestendo anche in fase difensiva, ci prova Posito contro 2, riesce a servire esternamente, però Barbieri tentativo da lontano, c'è Pilati sulla traiettoria, riparte Bassano, deviazione volante di Lisa sul tiro di Candanedo, non va ancora il deviazione del catalano, break della BDL, fuori il tiro, ancora fuori il Seskin, non inquadra lo specchio della porta. Servirà una bella settimana di tiri in controattacco, in contropiede, o comunque ripartenza per la BDL, perché non riesce a inquadrare lo specchio della porta. Crespo per Lisa, siamo ormai a 4 minuti, si avvicina alla vittoria per ovviamente virtuale per il Bassano, sarebbe la terza vittoria del campionato. Crespo gestisce con estrema tranquillità, il capitano ovviamente serve al centro Lisa che manca il gol. Lisa tu per tu con campo sull'invenzione di Vitor Crespo, ovviamente l'MVP la partita è senza un dubbio Vitor Crespo, ma nelle interviste finali non lo intervisteremo perché abbiamo intervistato anche la settimana solo mercoledì fa, quindi ovviamente cercheremo di intervistare qualcun altro, ma ovviamente l'MVP da parte nostra è sicuramente Vitor Crespo, anche Davide Pertegato, perché sinceramente i due migliori della partita sono stati loro due. Un shutout di Pertegato in questo campionato è pagato a caro prezzo il shutout. Sì, senza quindi dimenticare Ses Campor che ha tenuto a 3 il Bassano, perché avrebbe potuto tranquillamente trovarsi molto più avanti la formazione vicentina se non fosse stato per il portiere catalano. Ora ci prova ancora Emi, un altro tiro debole, centrale, facile preda di Pertegato, che rilancia immediatamente in avanti per il Bassano, che perde questa pallina. Posito, vediamo cosa fa, alza e schiaccia fuori dallo specchio della porta, tiro debolissimo. Ormai siamo alla fantasia al potere per quanto riguarda la BDL, nel senso che ci provano in tutti i modi possibili e immaginabili, ma questa sera davvero non entra nulla. Oddio, stasera non è questione solo di stasera, perché la scarsità di gol segnati dalla BDL
ne fanno l'ultimo attacco della classifica della Serie 1, nettamente il peggior attacco del campionato, e questo sarà un po' un problema con cui dovrà fare i conti Mirko Bertolucci, che peraltro avrà altri 10 giorni di tempo per preparare la prossima partita, tutt'altro che comoda, perché Correggio va a Trissino. Esattamente, giocherà a Trissino la prossima gara, la BDL Correggio in uno dei luoghi più importanti di questo campionato, più difficili da espugnare. C'è il cartellino blu per Seschin che atterra falosamente Candanedo, e quindi ci sarà il tiro diretto per Candanedo. Qui vediamo il replay, Seschin deve recuperare la pallina ma atterra falosamente il lungo dell'Asturia, che andrà quindi a tirare il tiro diretto. Potrebbe essere il titolo finale questo tiro diretto, siamo a 2:13 dalla fine. Il Bassano la prossima giornata giocherà in casa contro il Montebello. Tra l'altro, se non dovesse segnare, Correggio avrebbe 2 minuti di inferiorità numerica. Adesso, a meno di non credere nello stravolgimento della logica, non essere riusciti a segnare nemmeno un gol in 5 contro 5 rende piuttosto difficile pensare di segnarne 3 in 4 contro 5. Questo sicuramente è un episodio che chiude virtualmente la partita, in realtà era già chiusa in precedenza. Vediamo cosa combina Candanedo. Candanedo contro Cesc Campor, derby spagnolo, 22-47. Candanedo non supera però l'attento Campor. C'è anche curioso, come hai detto te, Campor ne ha parate parecchie, statistica delle palline parate, sicuramente Campor avrebbe la palma del migliore in pista, perché nel secondo tempo Pertegato ne ha parate un paio ma non di più. Ancora Candanedo in superiorità numerica per 2 minuti, sarà praticamente arriverà quasi alla fine della gara, il Bassano in superiorità. Milani per Candanedo, si arrabbia Marozzini, abbiamo sentito fino a qua, e quindi si è sgolato il tecnico vicentino. Ancora Candanedo per Milani, cercata il fraseggio veloce con al centro terminale finale il numero 9 Elisa, ma Milani ha impattato sul difensore avversario. Bertolucci per Emi 1 contro 1, gol di Peter Emi al 23-29, e ti ha puntualmente smentito. Quando risentiranno la telecronaca ti massacreranno per questo oracolo. Al 23 quindi e 29 la BDL si muove da quello 0 nel tabellone con un gol in inferiorità numerica. Se non ricordo male è il terzo gol in inferiorità numerica di queste prime 8 giornate. L'ha segnato Peter Emi sul passaggio sbarcante di Mirko Bertolucci. Ultimi 80 secondi sempre in superiorità numerica. Ovviamente il gol in inferiorità numerica non regala nessun benefit ovviamente per la propria squadra in inferiorità numerica, ma regala ovviamente il benefit del primo gol della BDL in questa partita. Crespo per Candanedo, ovviamente sarà un Marozzin furente per questo gol preso in inferiorità numerica. Lisa, e poi libero c'è Milani, Lisa cerca il numero ma para Campor, qui non troppo deciso Rocco Lisa in questo frangente. Ultimi 53 secondi del match, 8 falli di squadra per il Correggio, 7 per il Bassano. Non vince l'ingaggio Bassano, meglio quindi la BDL si prova ancora con Posito, chiama i suoi Pertegato perché sarebbe stata una beffa questo secondo gol in inferiorità numerica. 24-21, ma come detto dell'hockey non si può mai dire. Crespo servito da Lisa, ultimi 30 secondi, Lisa disturbato da Mirko Bertucci, mette il fallo, il nono fallo di squadra, poteva spenderlo Mirko perché comunque ancora uno dal bonus. Crespo voleva l'arancione o non so, ha lamentato un colpo, che il primo colpo di Mirko Bertolucci fosse sulla mano e quindi sarebbe stato cartellino blu. Si spiegano anche Marozzin è della stessa opinione. 24-30, ultimi 15 secondi per la subità numerica del Bassano. Decimo fallo speso dalla BDL. Chiede spiegazioni Mirko Bertolucci. Ci sarà quindi il tiro diretto per lo Stemma ancora. Al 24-33 andrà Vittor Crespo a cercare quella tripletta per l'hat-trick di questa partita che ha dominato lui
non da solo aiutato dai suoi compagni, ma solamente c'è il suo zampino in questa vittoria importantissima per la salvezza, ma anche soprattutto per la storia di questa stagione, per lo Stema Bassano. Vitor Crespo contro Cesc Kampor, tiro a distanza, niente da fare, bravo Kampor, l'MVP ovviamente della squadra della BDL. Amy ancora in inferiorità numerica la BDL. Ancora Candanedo, sta per entrare un giocatore, se è alla panchina però non è reattiva, gli ultimi 13 secondi entra Barbieri, questo finale ci prova ancora Lisa, doppia conclusione parata da Kampor. Titoli di coda, vince il Bassano 3-1 in questa positivo domenicale del campionato di Serie 1 di hockey su pista. Bassano con 3 gol di Crespo al 13° minuto del primo tempo, al 19° del primo tempo e al 12°. Il terzo gol di Lisa e poi a 1 minuto e mezzo dalla fine il gol di Amy in inferiorità numerica. E dunque un risultato chiaro, netto di questa partita, con la vittoria del Bassano, vittoria meritata, vittoria netta per la formazione del bassanese, che ha sfruttato al meglio gli errori della BDL, che ha capitalizzato soprattutto nel corso del primo tempo, chiuso in vantaggio per 2-0. La BDL aveva avuto grandi occasioni all'inizio della gara, poi però si è un po' persa nel corso della partita e alla fine è il Bassano che vedete inquadrato che ha portato a casa i 3 punti importanti per la formazione di Gaetano Marozzini, che permettono ai giallorossi questa sera in casacca fosforescente di andare in classifica a 10 punti e quindi di agganciare il gruppone delle squadre che si trovano nella parte medio-alta della classifica. Rimane invece bassa la BDL con problemi seri da affrontare per Mirko Bertolucci e Pablo Iara, che su questa partita contavano parecchio per poter risalire in classifica. Ora aspettiamo le interviste di Stefano Zamperin, che sta recuperando gli atleti. Lo vediamo con Nicolas Barbieri. Eccolo Stefano Zamperin, a cui diamo la parola. Siamo in diretta qui a centropista con Nicolas Barbieri, uno degli ex di questa partita. È stata una partita difficile per voi, è mancato il gol a un certo punto. Sì, abbiamo sbagliato troppi gol e il Bassano ha giocato bene, ha difeso bene e ha saputo mettere dentro le occasioni che alla fine sono servite per vincere la partita. Però la BDL non ha giocato male, è mancato proprio quello sblocco mentale per cercare di arrivare al gol. Quello che servirà probabilmente mercoledì prossimo a Trissino, che sarà un'altra squadra difficile, però è sicuramente uno degli obiettivi in settimana. Certo. Bisogna migliorare tante cose, però siamo una squadra giovane, penso e spero che col tempo qualche cosa migliorerà, qualche cosa andrà meglio, qualche cosa ci girerà meglio. Grazie Nicolas, grazie per la tua disponibilità. Aspettiamo qui anche, chiudiamo la linea velocemente, andiamo a pescare un giocatore del Bassano. Bene, riprendiamo la linea dallo studio, intanto rivediamo un po' di immagini di questa partita. Avete sentito un Nicolas Barbieri tutto sommato comunque ottimista, nella speranza di ritornare con la squadra a buoni livelli e quindi poter finalmente in questo campionato fare cose migliori. Torniamo ora subito però da Stefano Zamperin, che ha un altro ospite. Siamo qui con Rock e Lisa. Ciao Rock, grazie di essere venuto qui con noi. La primera intervista in italiano. Ha sido un partito muy interessante. In italiano, ok, perfetto, scusami. È stata una partita molto buona per il Bassano in questo match importante per voi, questo match per la salvezza, un 3-1. Ovviamente c'è lo zampino di Crespo in tutti i gol, però tu hai permesso questa vittoria. Molto grazie per la felicitazione della vittoria. È stata una partita difficile perché abbiamo ottenuto la fortuna di poter segnare prima, che questo è lo più importante, e dopo ha parlato tutto oggi. Lo buono è stato che hasta la fine non nos habían insegnato y
e alla fine il 3 punti viene in Bassano, che questo è lo più importante, era un rivale molto diretto e contento per i 3 punti e a seguire che ora viene il Montebello, che è un rivale diretto anche, e si deve stare al 100% per portare di vincere la partita a casa. Tu sei arrivato da pochissimi mesi qui nel campionato italiano, dopo il campionato spagnolo, è un campionato diverso per te, però abbiamo visto diversi bei gol da parte tua. Sì, a me personalmente, bueno, lo che si dice, il campionato italiano è tanto di contrapiede, tanto di ora la palla sta a una pista, ora sta all'altra, e è tanto diverso del campionato spagnolo, che per la mia parte credo che è tanto di difesa. Io personalmente mi sento tanto bene in questo gioco di contrapiedi, di andare sempre a porta quando si può, e bueno, contento di stare qua, è una bellissima lega, e dopo los ultras che abbiamo a Bassano, questo è una cosa che non si vede a Spagna, alla pista di Catalogna, perché è bellissimo venire qua e vedere il palazzetto pieno. Però abbiamo visto anche un gran feeling con i tuoi connazionali, con Candanedo e con Crespo, subito quando, non so se vi conoscevate prima, però avete fatto veramente, siete un trio pazzesco che potrebbe essere la vera sorpresa di questo campionato. Sì, abbiamo venuto qua i catalani, spagnoli, rapidi, veloci abbiamo connettato. Io personalmente a Cesar conosceva, a Victor no, però è stato arrivare qua e è molto facile giocare con lui, e anche con Cesar è molto facile questo a seguire così, perché siamo prodigiosi, si chiama, non so come si chiama, siamo felici, questo è importante. Grazie e complimenti a Rocco e Elisa per questa bellissima intervista, anche per conoscere meglio questo talento catalano. Per me è tutto, un saluto a Stefano Zamperin, lasciamo la linea a Marcello Bulgarelli in regia. Bene, grazie a Stefano Zamperin, grazie ai suoi ospiti e soprattutto grazie a voi che ci avete seguito fin qui sulle frequenze di Mediasport Channel, sul canale 814 di Sky e su Sport TV, sui vari canali del digitale terrestre, senza dimenticare ovviamente la diretta streaming su Fisdol TV, gli appuntamenti con l'hockey in streaming già sabato con le prime partite della nona giornata. Il grosso arriva però mercoledì 20, ci saremo anche in diretta con Sport TV e Mediasport Channel, saremo a Forte dei Marmi per Forte dei Marmi Lodi. Da Marcello Bulgarelli, da Stefano Zamperin è tutto per questa sera dal Palasport Dorando Preti di Correggio, grazie per averci seguito, a tutti una buona serata.